Con grande passione e dedizione allevo, curo e soddisfo tutte le esigenze degli animali per far stare al meglio loro e me. Voglio continuare a produrre qualità dai miei animali, come ho sempre fatto da molti anni a questa parte. Stare con gli animali è una liberazione sia mentale sia fisica, lo consiglio. Ed è con noi questa mattina Damiano Toniolo, alfiere della Repubblica dell'Istituto Studi al Duca degli Abruzzi di Padova, assieme alla sua professoressa Maria Grazia Di Bono, che ringrazio tantissimo, professoressa, e complimenti, complimenti Damiano, sei veramente un grande. Ecco, forse la professoressa ha capito l'importanza di ascoltare questi ragazzi, di farli vedere, di dar loro visibilità, di ascoltarli, che forse dobbiamo molto imparare da loro, altro solo criticarli. E saluto anche Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto. Per fortuna che il presidente di Lega Ambiente viene, perché trovare qui di Lega Ambiente è un disastro, presidente, glielo dico. Ecco, non so come mai, ma guardi che funziona così, e mi fa piacere invece che lei abbia accettato l'invito, presidente, perché penso che sia utile parlare proprio di queste cose, che sono quello che vogliono i giovani. I giovani sono molto vicini all'ambiente, ci insegnano molte cose se li ascoltiamo. Allora io direi proprio di partire da Damiano Toniolo. Intanto complimenti questo meritato premio, perché è proprio un premio, alfiere della Repubblica. Pensa che alto riconoscimento che hai, Damiano, ma soprattutto questa passione che hai. Da dove è partita questa passione, Damiano, e quando? Questa passione è partita nel 2017, quando avevo 9 anni. Abbiamo comprato la prima gallina in una sagra paesana, l'abbiamo portata a casa, dopo già qualche giorno ne sono anche arrivate delle altre niente, da lì praticamente è nata la mia curiosità di scoprire più e più cose del mondo avicolo, e quindi sì, mi sono sempre più incuriosito e da lì proprio è partita la scintilla, possiamo dire. Senti Damiano, io sono partita con queste bellissime immagini di Roccapietore, proprio per far capire la bellezza del nostro territorio. Delle volte ci facciamo la testa dove andiamo, cosa facciamo, e abbiamo la meraviglia veramente fuori dalle porte di casa, senza citare Venezia, che è unica al mondo. Perché secondo te non riusciamo ad apprezzare veramente il territorio, l'ambiente? Anzi, direi che l'uomo, molti uomini, persone, parliamo di persone, lo stanno distruggendo solo per un interesse, per un business che non porta del bene, ma fa solo del male. Ma fa del male soprattutto a voi, perché stanno cementificando. Noi siamo il territorio più inquinato, più cementificato. Ecco, tu come giovane, quando parlate, ne parlate di queste cose? Vi interessano? Io ho avuto ultima generazione ieri per far capire questi gesti estremi che li fanno per essere ascoltati, ma alla fine non fanno niente di male, perché queste acque poi vengono pulite, non fanno male. Sono gesti estremi per far capire il bisogno di essere ascoltati. Cosa dici, Damiano? Certamente la pianura padana è tra le zone più inquinate d'Europa e anche tra le più cementificate. Sì, c'è un problema concreto, perché appunto molte aree verdi, insomma, si stanno cementificando per costruire, insomma, nuove aziende, nuove fabbriche, però non si sta pensando appunto all'ambiente, cosa che però non va bene. Io ogni tanto ne parlo anche ai miei coetanei, eccetera. Appunto siamo tutti d'accordo sull'idea che bisognerebbe appunto smettere di far ciò, oppure recuperare aree che sono, come dire, state abbandonate, e sì, dare più spazio alla natura e rispettare molto di più le regole che, diciamo, lo Stato per esempio dà a chi, diciamo, produce prodotti inquinanti, quindi purificarli per poi in caso rimetterli nell'ambiente. Sì, appunto, prestare molta più attenzione. Ti ringrazio di queste parole, Damiano, perché avete capito perché bisogna ascoltare questi ragazzi, perché loro hanno le idee chiare, più di noi, più di voi a casa qualche volta, perché sanno cosa è utile per l'ambiente, cosa fare, e avete sentito cosa fa questo ragazzo. Però io adesso chiederei anche alla professoressa Maria Grazia Di Bono, tanto che ringrazio professoressa, ma soprattutto capire e ascoltare questi ragazzi. Per loro è fondamentale, ma anche per voi, perché star bene anche con la mente, con il corpo, con
con il fisico, anche a scuola, perché sei rilassato, partecipi a lezioni in maniera diversa, non sei stressato, perché vivi in un ambiente veramente che ti fa bene alla mente, come dice Damiano il corpo, sia indispensabile. Prego, professoressa. Allora, io saluto tutti, ringrazio anche voi per questo spazio, per Damiano, e sicuramente l'Istituto del Duca Abruzzi di Padova è l'agrario, insomma, più antico d'Italia, e è una scuola molto bella dove i ragazzi vengono molto volentieri e dove le attività si svolgono non soltanto nelle aule, ma anche all'aperto, quindi ci sono delle Vediamo anche attività le immagini, diciamo alla regia di mandare anche le immagini al Duca degli Abruzzi di Padova. Prego, professoressa. Sì, sì. E quindi diciamo che l'ambiente dispone anche ad un apprendimento molto più rilassato, insomma, anche quando si fa attività nei laboratori di chimica, nei laboratori anche di informatica, io insegno informatica, e le attività sono svolte sempre con attraverso, insomma, la mediazione di una relazione tra docenti e alunni e studenti, che è la chiave di volta poi, insomma, perché i ragazzi devono star bene in un ambiente sereno, devono potersi esprimere in libertà e capire che l'esperienza più gratificante, al di là, diciamo, dei sistemi di valutazione, così, è quello proprio di vivere l'apprendimento, avere la soddisfazione di acquisire nuove conoscenze, nuove competenze che poi diciamo, costruiranno il loro futuro. Quindi direi che l'ambiente è sicuramente predispone, insomma, molto bene. Abbiamo un'azienda agraria, abbiamo le mucche, i vitellini, e anche un momento molto piacevole verso la fine dell'anno in cui magari si fa una breve passeggiata, ci si rilassa e si vede il nuovo vitellino nato. Abbiamo un'azienda, una cantina, la cantina del Duca. Tra l'altro noi siamo molto fieri proprio quest'anno di aggiungere, diciamo, come fiore all'occhiello della nostra scuola l'esperienza di Damiano, proprio perché cominciano le celebrazioni del 150esimo di 150 anni di esistenza appunto del Duca degli Abruzzi. Quindi ci saranno tantissimi eventi che copriranno tutto l'anno scolastico che sta per arrivare l'anno prossimo, e sicuramente dedicheremo anche, immagino, uno spazio ulteriore a Damiano. Senta, professoressa Di Bono, voi che ascoltate questi ragazzi, li incontrate tutte le mattine, state con loro diverse ore, delle volte molto più dei loro stessi genitori, che malessere sente, professoressa? Perché c'è un malessere nei giovani, non vivono bene questi momenti, le guerre, lo stress, le famiglie che ci sono e non ci sono, queste famiglie allargate. Pensi che poco tempo fa un ragazzo mi ha detto: Mirella, sono confuso, non so più chi sono i miei genitori, i miei fratelli, non riesco più a capire chi sono. Capite quanto male stiamo facendo a questi ragazzi che stanno cercando anche il loro percorso, ma trovano molti paletti, poco ascolto, spiegano loro poco le cose. Ecco, anche loro vorrebbero dire la loro, non vengono intrigati abbastanza perché è un altro mondo, e si chiudono a riccio. E quando si chiudono a riccio entrare è un dramma. Prego, professoressa. Sì, allora chiaramente ci sono i dati alla mano. Io qualche giorno fa ascoltavo la professoressa Lucangeli, che appunto è una professoressa ordinaria al Dipartimento di Psicologia qui a Padova, e parlava proprio del tema in qualche modo del male di vivere di queste generazioni. E penso che forse la linea comune che accomuna un po' queste generazioni, io stessa sono madre, ho una figlia della loro età, insomma al primo superiore, è quello di sentirsi poco ascoltati. Chiaramente poi dipende da tutta una serie di variabili, perché la questione è complessa, ma di vivere in una profonda solitudine, e che diciamo in qualche modo anche la tecnologia non ha aiutato, e anche gli anni del Covid probabilmente. Per cui diciamo noi vediamo spesso che sono i nuovi linguaggi, quindi nessuno vuole demonizzare con la tecnologia, ma vediamo spesso ragazzi che si isolano e che magari socializzano anche attraverso la rete, attraverso, insomma, il loro linguaggio digitale, però ecco, si perde un po' la voglia di stare insieme fisicamente, ecco, quindi all'aperto, in un ambiente che può favorire invece proprio il benessere psicofisico, di cui parlava anche proprio Damiano, stare con gli animali, stare all'aperto. Questa è una scuola un po' atipica, proprio perché offre tutta una serie di ambienti e anche proprio di attività che incentivano questo modo di stare al mondo, ecco. Però
purtroppo insomma bisogna cercare di entrare, di usare gli stessi linguaggi dei ragazzi, anche quello digitale, e riuscire a creare la conoscenza e quindi la consapevolezza dell'utilizzo appropriato di questi strumenti, perché è un processo irreversibile, non possiamo tornare indietro, ma possiamo imparare a capire cosa è, cosa non è, anche l'intelligenza artificiale e tutto il resto, ma cercare di viverlo bene, di utilizzarlo per il nostro benessere, per la crescita e il progresso. Ecco, quindi sicuramente bisogna entrare nella relazione con loro anche attraverso la Non conoscenza dei togliere, loro... ma capire come e quando utilizzare, perché non devi utilizzarlo 24 ore su 24 come fanno tantissimi ragazzi. Allora sentiamo anche Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto, sui giovani, questi giovani che guardano verso questo mondo bellissimo, questa natura. Ecco, a volte ci sono dei posti che abbiamo ancora la fortuna di avere incontaminati, almeno così sembra, dopo non si sa mai, però mettiamola così. Cosa vuole dire a Damiano Toniolo, presidente Lazzaro, ecco, per capire quanto voi siete vicini invece a loro, forse siete quelli che li ascoltate di più, che cercate, anche nonostante tanti paletti che vi mettano davanti, anzi venite visti molto male anche da una parte di opinione pubblica, quelli che dicono sempre no, quelli che non si sa cosa vogliono. Prego, presidente Lazzaro. Beh, innanzitutto buongiorno, ringrazio per l'invito. Quando è possibile siamo sempre a disposizione per partecipare. A Damiano vorrei fare le mie congratulazioni e quelle dell'associazione per il prestigioso riconoscimento che ha ricevuto, che non è altro che un attestato di fiducia anche rispetto a quello che queste giovani generazioni possono mettere in campo per aiutarci a cambiare la rotta. Estendo però anche, diciamo, i complimenti alla famiglia che chiaramente ha aiutato Damiano in un percorso di crescita personale, così come la scuola, che mi sembra essere un fiore all'occhiello rispetto, parlo ovviamente dell'ultimo pezzo del suo percorso scolastico che per ora l'ha portato alle scuole superiori, che mi sembra essere Duca degli Abruzzi, una scuola che ha un approccio forse avanzato rispetto alla consapevolezza di essere in un ambiente non chiuso tra quattro mura, ma in un ambiente dove è tutto attaccato, quindi anche quello che abbiamo al nostro esterno. Quindi mi auguro, insomma, ecco, che lui possa aiutare la sua generazione e anche quelle precedenti alla sua a comprendere come gli spazi all'esterno e l'ambiente naturale, l'ambiente verde, luoghi da vivere per stare in comunità siano indispensabili per la crescita sia delle persone che appunto delle comunità. E questo credo che in qualche modo noi lo abbiamo assaggiato come società durante il periodo del Covid, che purtroppo, bisogna dire, ci è in qualche modo servito a comprendere quanto lo spazio aperto potesse essere importante per il nostro stato di salute, per il nostro stato di salute psicofisico. E quindi abbiamo compreso l'importanza. Poi purtroppo non sembra che abbiamo compreso del tutto la preservazione di questo ambiente naturale, quindi sappiamo che ci serve, ma non siamo così capaci a preservarlo da quelle che possono essere le aggressioni dal punto di vista della perdita dello spazio dell'ambiente, dello spazio naturale, dell'ambiente naturale. Da un lato, dal punto di vista del consumo di suolo, l'ha detto lei in apertura, siamo in una condizione che non cenna a invertire la rotta, e quindi continuiamo a occupare soprattutto nelle aree di pianura. Poi certo ci restano delle straordinarie isole naturali di ambiente nell'arco montano, che però dobbiamo stare attenti a non, come dire, far intaccare da modelli di sviluppo che possono provocare danni più che benefici. Mi riferisco ad esempio al turismo di massa, che in qualche modo sta attaccando alcune aree delle nostre montagne. E invece nelle pianure vediamo, insomma, un sostanziale e continuo aumento di un modello di occupazione dello spazio pubblico che va da un lato dall'espansione industriale, ma siamo in un'area, la pianura padana sappiamo benissimo essere una delle aree più produttive d'Europa. Sicuramente il Veneto, l'area di pianura, insieme alle altre regioni della pianura padana, sono le regioni più produttive d'Italia, e in qualche modo un compromesso con l'ambiente è evidente che dobbiamo essere capaci di trovarlo. Però non possiamo continuare in una direzione a senso unico che ci fa perdere suolo. Siamo una delle regioni, se non la regione, che ne ha consumato di più, o comunque che ogni anno ne consuma di più. All'incirca 700 e più ettari ogni anno vengono rubati da occupazioni
non più reversibili, quindi mi riferisco in particolare a aree di espansione edilizia piuttosto che a aree Molto di chiaro, espansione Presidente, do la linea a industriale. Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea, lei sa come funziona. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi Buongiorno. ospiti. Innanzitutto complimenti a Damiano per quello che ha fatto. Sei un bravo ragazzo, bravo. Ti vedi Damiano che far bene ti viene gratificato con merito perché quello che ti ha fatto è il bene che si fa nella vita e torna sempre in brio. Hai capito Damiano? Ti sei un bravo figlio. Va nella tua strada perché ti è giusto, anche ai tuoi insegnanti che ti ha e chi che ti ha portato questa passione, che non è una passione, è una della roba perché è un modo di una scelta di vita. Bravo Damiano, va avanti per la tua strada perché ti è giovane e ti ha tante le soddisfazioni davanti che senz'altro tutto quello che tu vuoi fare ti fa. E adesso Mirella che voglio fare le condoglianze a chi 5 operai che sono morti a Palermo. E la politica non c'entra, non gli interessa poco, perché chi che fa i mestieri, c'è tutta povera gente. I fiori dei ministri va a studiare a Roma, in America, va in Inghilterra, e la povera gente fa i mestieri qua. E alla fine, né ministri, né industriali, qui non c'entra, qui non muove nessuno, e per quello non gli interessa. Ma è vergognoso, perché è la guerra, è che più non è guerra, è che più non è guerra. Bisogna che si mette in testa, ti mette in condizione sicure di lavorare la povera gente, perché con 1.200 euro alzarsi alle 7 della mattina per andare a lavorare e non venire a casa perché ti dai 6 pene è una vergogna nazionale, ma non di tutta Italia. Deve una regolare. Grazie Rinaldo, hai fatto bene a ricordarlo, devo correre se no non riesco a sentire Damiano, ho piacere che Damiano invece questa mattina parli e noi ascoltarlo, perché veramente qui parliamo di valori, di radici, hai fatto bene a dire quello che hai detto Rinaldo, queste 5 vittime, pensate altre 5 vittime in un solo colpo, in una sola zona, veramente io mi domando se qualcuno sta cercando di capire che bisogna accelerare, muoversi, fare qualcosa e non blatterare e basta, perché così non si può andare a lavorare e morire in quelle condizioni. Allora, quello che volevo chiederti Damiano, quando tu hai detto porterò le uova al Presidente, perché per te queste uova vuol dire il tuo lavoro, vuol dire il tuo sacrificio, la tua passione. In queste uova viene racchiuso tutto il tuo sentimento, tutto il tuo orgoglio per le tue radici, per il tuo percorso. E cosa ha detto il Presidente? Le hai portate insomma queste uova, è vero o non è vero? Beh, io dovrò andare a Roma lunedì 13 maggio alle 11:30, ci sarà la premiazione. Perciò stai andando in viaggio? Sì. E appunto fine settimana parto e dopo sì, vorrò portargli un po' di uova, ecco appunto sì, al Presidente, quindi sì, perché far capire che insomma, come dire, sì, è un dono che faccio personalmente anche al Presidente, come ho fatto anche al Presidente della Regione del Veneto, Zaia, e sì, far appunto capire che le uova sono anche, per me personalmente, anche un simbolo di rinascita, no? Perché appunto dall'uovo nasce il pulcino. E appunto sì, capire fisicamente anche i problemi che per esempio lo Stato sull'inquinamento che c'è. E appunto in generale l'Europa è tra gli continenti che inquina di più al mondo, e quindi sì, già diciamo dare un simbolo che l'Italia può essere il centro, il fulcro dell'Europa, appunto per partire a fare diciamo anche una grandissima diciamo conoscenza anche di massa di ciò che sta accadendo adesso e non commettere più gli errori che sono stati commessi in precedenza, e appunto per avere un territorio molto migliore e molto più pulito, insomma, quindi che i turisti anche diciamo se lo godano
Senti Damiano, la figura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come la vedi? Come la vedete voi questa figura del Presidente? Quando parla, cosa sentite? Secondo voi è un buon Presidente? È come un padre di famiglia che sta cercando di portare anche quella politica che devia nella retta via ma fa molta fatica? Come lo vedete? Voi come lo vedi tu, Damiano? Beh, io lo vedo come un presidente eccezionale, insomma, ha avuto anche il bis nel suo mandato, quindi sì, personalmente quando parla, insomma, sa che cosa dice, appunto ho sentito che ieri è andato anche al Palazzo di Vetro e sì, insomma, è un presidente che insomma, porta molto molto bene l'Italia, la raffigura benissimo. E quindi personalmente sono orgoglioso di avere un presidente così che diciamo, fa raffigurare l'Italia come un paese diciamo, governato bene ma anche come dire, rappresentato molto bene. Avete sentito cosa ha detto Damiano? Adesso sentiamo la nostra Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Intanto faccio i complimenti al ragazzo che ha molto sentimento e molta voglia di fare e sincero. Poi Mirella, ieri passo per delle strade qui e ho visto dei campi gialli dall'erbicida. Ma io chiedo al Presidente della Lega Ambiente, cosa potete fare voi? Perché lo fanno per poi seminare, perché non vogliono grappare, non vogliono perdere tempo, gialli, gialli e gialli. Ho detto, ma per forza ci viene tutti questi cancri, professore, dottore, non si può andare avanti così, ma perché se tutti tacciono, andiamo avanti così, diventiamo come l'Australia e il Canada che danno il glifosato per far maturare prima il frumento. Dovete fare qualcosa perché stiamo morendo, professore, stiamo morendo con tutti questi erbicida, i glifosati si chiamano, per far ingiallire più presto il frumento. Ma dove siamo arrivati? Perché non vogliono grappare. Ma stiamo morendo tutti, professore. Dico questo solo, mi veniva da piangere quando ho visto i campi tutti gialli, il terreno tutto giallo. Grazie Giusy, grazie, vado avanti se non ce la faccio, comunque molto chiara. Prego Presidente Lazzaro. Vado veloce, più che altro cosa possiamo fare noi come cittadini, non tanto un'associazione. Lega Ambiente insieme a tanti cittadini denuncia le situazioni diciamo di stress, di limite del nostro territorio rispetto alla presenza di pesticidi. Il glifosato ad esempio è uno di quelli che segnaliamo da più tempo con più forza rispetto al suo utilizzo esagerato in agricoltura, ma non solo in agricoltura, anche per togliere l'erba dai bordi delle strade piuttosto che delle ferrovie. E noi ne chiediamo, come chiese a suo tempo anche la Comunità Europea, l'abolizione al più presto. Purtroppo dopo la rivolta recente cosiddetta dei trattori, per un certo mondo dell'agricoltura che chiede meno norme a tutela dell'ambiente, è stato prorogato ad esempio l'uso del glifosato e quindi è autorizzato il suo utilizzo ancora per 10 anni, fino a quasi entro il 2035. Significa che dobbiamo fare qualcosa noi come cittadini quando ci rechiamo diciamo, a decidere del nostro destino nei vari spazi elettorali di cui abbiamo disponibilità di partecipare. Perché altrimenti se siamo in mano diciamo, alle lobby che tirano di più da una parte o dall'altra, ci troviamo in queste condizioni di gravità per l'ambiente, perché poi quell'erbicida finisce o nel prodotto. Lega Ambiente fa un rapporto che si chiama pesticidi, stop pesticidi nel piatto, in cui ogni anno rileviamo quanti fitofarmaci, perché vengono anche chiamati così oggi, ma restano pesticidi, troviamo negli alimenti che mangiamo. E nonostante siano una maggior parte dei prodotti entro numeri di legge, noi troviamo un cocktail di fitofarmaci, di erbicidi, di fungicidi e di quant'altro utilizzato chimicamente dall'agricoltura all'interno dei prodotti, con 12, 13, 14 anche prodotti diversi, tutti dentro i limiti di legge, ognuno di esso dentro i limiti di legge, ma se poi li sommiamo la situazione certo non è rosea.
e poi se non finiscono nel piatto finiscono nel suolo, finiscono nelle falde, nelle aree più sensibili, e rischiamo di ritrovarceli poi di nuovo utilizzati dall'agricoltura piuttosto ancor peggio che dall'alimentazione umana, quando l'acqua viene prelevata poi per essere distribuita per l'uso umano. Dobbiamo avere molta attenzione a questi temi, non pensare che siano marginali, perché se vogliamo delle uova di rinascita come ci sta insegnando questo ragazzo, dobbiamo sapere che queste uova devono produrre un animale, ad esempio, sano e in salute, che poi dovrà o procreare e quindi essere utile dal punto di vista della biodiversità, dell'equilibrio della biodiversità animale, oppure ai noi, se vogliamo, finire diciamo in un piatto per essere mangiato dalle persone che dovrebbero mangiare del cibo sano. Quindi, specialmente continuando a produrre la plastica, perché anche le bottiglie di plastica in regione non sono state abolite, abbiamo ancora l'insalata nella busta di plastica, c'è qualcosa veramente... qualcuno non ascolta di sicuro, Presidente, queste priorità che dovremmo avere tutti noi. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Sì, buongiorno signora Mirella, lei e i suoi ospiti. Volevo dire due cose. La prima cosa, purtroppo la tragedia dei 5 operai purtroppo morti. Noi pensiamo a mandare delle armi in Ucraina perché dobbiamo aiutare l'Ucraina, però questo Stato non si occupa dei propri cittadini, di fare dei controlli nei cantieri, nei posti di lavoro, dove ogni giorno siamo in guerra noi che muoiono operai. Ieri sono morti 5 in un giro solo, 5 padri di famiglie che non torneranno più a casa. E cosa facciamo? Controlli dove sono? Cioè, questi erano 5 professionisti e sapevano, consapevoli che erano entrati senza protezione in queste vasche qua. Quindi erano 5 professionisti. È possibile mai 5 professionisti, non ragazzini che sono alle prime armi, non sapevano il pericolo che correvano, gli erano date la ditta alle mascherine, gli erano date tutta la... non si sa, ora c'è la procura che aprirà un'inchiesta e vedremo, però dopo si finirà tutto come è sempre. Poi per quanto riguarda l'ambiente, io sono del parere, ogni volta l'ambiente, diciamo, aiutiamo l'ambiente, ogni volta vedo tante, che so, se va a lei a comprare frutta e verdura, vede tante cassette di plastica. Poi queste cassette di plastica che cosa fanno? Vengono presi e buttati in discarica perché alcuni si rompono e tutto. Ora non riusciamo a fare delle cassette che so in ferro in un modo che ritornano di nuovo sempre indietro, perché il ferro naturalmente è un materiale che non si distrugge facilmente come la plastica e non inquina, perché il ferro tu lo puoi riciclare. Bene, la plastica, quelli là, vanno tutta a finire negli inceneritori purtroppo. È inutile che dicono riciclano, perché non si ricicla purtroppo poco e niente. Quindi volevo appunto dire questo. Poi parliamo anche di salvare le api. È giusto salvare le api, però se vuoi salvare le api non devi fare dei prodotti per uccidere anche le api, perché sennò che cosa salvi? Salvi soltanto il portafoglio della gente che fa queste cose qua. La ringrazio, dottoressa. Grazie Sebastiano, l'avevamo ricordato proprio con Rinaldo questo gravissimo lutto che è capitato in Sicilia, queste 5 persone che non ci saranno più, che non torneranno più a casa in un solo colpo, perché qualcuno non si rende conto che prima di scendere in un tombino, se precisamente ci sono delle fughe o dei problemi tossici, dovrebbero mandare, visto gli strumenti che abbiamo, prima di scendere vedere se si può scendere, a parte le mascherine, ma ci sarà anche qualche strumento da poter adoperare. Noi siamo così, siamo un paese che vive con la massoneria, con le mafie, con le multinazionali, con un grande business, e non pensiamo veramente alla vita di queste persone che vanno al lavoro, che si mettono nelle strade. Abbiamo delle strade indecenti, poi si parla del stretto, il ponte sullo stretto di Messina e della pista da bob. Là i soldi si trovano come si trovano per le guerre. Damiano, cosa ne pensi, ecco, di questo non ascolto da parte di quello
quella politica che dovrebbe intervenire, quella che è nella stanza dei bottoni, perché voi quando parlate, io ho tantissimi studenti, tantissime scuole che vengono qui a Media Nord-Est, li ascoltiamo e sono veramente bravi ragazzi che hanno le idee chiare, nell'arte ne trovo tantissimi, specialmente nella musica. Ecco, cosa vorreste dire a quella politica che è nella stanza dei bottoni, che dovrebbe agire invece di parlare, agire ma per il bene della popolazione? Prego Damiano. Beh, sì, insomma l'Italia sì, come ha moltissime anche lati positivi rispetto a molti altri stati, però qualcosa, un po' di negativo anche lei. Però cioè, anche molti dicono ok sul ponte sullo stretto di Messina, però come ci si arriva al ponte? Ok, perché appunto diciamo hanno investito moltissimo al nord Italia e al sud hanno investito un po' meno. Per me il sud ha moltissimo da dare, ha quelle coste, sono andato a vedere, bellissime, veramente si può investire moltissimo là sul turismo delle coste, però l'Italia dovrebbe diminuire molto la burocrazia, appunto per velocizzare tutti questi processi per esempio anche semplicemente aprire una partita IVA o rifacimento di strade eccetera. Quindi se eliminano molta burocrazia, insomma le cose potrebbero andare meglio, dici tu. Iniziamo a fare qualcosa, specialmente con la burocrazia. Maurizio da Conserve, veloce, poi andiamo in pubblicità. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti e faccio i complimenti per quello che stanno facendo per quanto riguarda l'ambiente. Senti Mirella, io ne approfitto velocemente per ringraziarti te e anche il sindaco Lazzarin di quello che avete fatto. Si sta muovendo e si è mosso qualcosa di importante, Mirella, per quanto mi riguarda la situazione. Ok? Ecco, adesso dovrò attendere praticamente, da quello che mi è stato detto, dovrò attendere il protocollo della prefettura e dopo si sistemerà tutto. Quindi Mirella, guarda, devo dire che gli applausi vanno a te, perché guarda veramente so che sei stata tu la prima che hai mosso qualcosa insieme al sindaco Lazzarin, quindi un applauso va a te e naturalmente al sindaco. Grazie, okay? Grazie Maurizio, faccio Buona solo giornata, il mio dovere, se posso ancora. aiutarvi lo sapete, quello che posso lo faccio più che volentieri, perché è giusto se una persona è in difficoltà cercare di supportarla finché si può, è quello che posso, perché non essendo un familiare a volte non ho proprio la bacchetta magica, guardate, se non posso e ve lo dico pubblicamente sempre, ma quello che posso, se posso, lo faccio più che volentieri. Sono contenta Maurizio, grazie, pubblicità. La situazione è grave anche se andiamo a guardare le centraline non delle città capoluogo, che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle ed hanno dati preoccupanti, anche le centraline così definite rurali da ARPA, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente in occasione della giornata della terra. La metà di queste 8 città sono venete. La prima è proprio Verona, con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'ottava posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno. Non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, ecco, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio, che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano, e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo
partendo dal traffico urbano, che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche, piuttosto che il trasporto locale, che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo. Purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantar vittoria, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari che ovviamente gravano sulla nostra salute, sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni, ovviamente ai territori, sono costantemente in aumento per tutti i danni correlati all'esposizione agli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale: respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa, servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Allora Damiano, hai sentito il presidente di Lega Ambiente, poi lo sentiremo ancora, su quello che ha detto. Io ieri ho avuto un giornalista, Sergio Frigo, che si occupa anche lui di ambiente, e alla mia domanda: come mai in Italia, specialmente gli ambientalisti, i verdi, prendono così pochi voti? Perché tutti siamo bravi a parole, però poi nel momento del voto si va tutto da un'altra parte, e mentre loro stanno cercando di dare e di far capire l'importanza, con le critiche, ma critiche costruttive, della qualità della vita per tutti noi. E lui mi ha detto una cosa importante, mi ha detto: non li votano perché votando loro rimetterebbe le loro azioni, nel senso che tutti dovrebbero fare dei sacrifici per migliorare la qualità della vita. Sei d'accordo? Beh sì, è vero, perché dopo diciamo sono loro che comunque gestiscono sì anche questi argomenti. Dopo personalmente anche per diciamo diminuire diciamo l'inquinamento atmosferico, comunque per me sì, bisognerebbe aumentare i mezzi pubblici, quindi autobus, piantare anche più alberi e fare manutenzione soprattutto anche agli alberi su zone molto affollate, eccetera. E appunto perché ho sentito anche che in un'ora solo traffico autobus riescono a passare anche 15-20 mila persone all'ora con diciamo un traffico continuo di autobus, quindi sposta una grandissima quantità di persone rispetto alle auto che insomma, anche se è un flusso costante, ne sposta insomma qualche migliaio. Quindi sì, dopo è vero, si è un po' diciamo vincolati da queste scelte, però insomma comunque, come ha detto il servizio, respirare aria pulita è un nostro diritto, quindi sì, è molto importante. Sai cosa dico io ai sindaci che ospiti, ne ho veramente tanti, che all'interno delle giunte, oltre alle quote rosa, che sono state messe perché hanno capito che non si poteva fare a meno, se no non ci saremmo neanche, dovrebbero mettere le quote verdi, perché sono fondamentali per indirizzare anche in maniera positiva quello che è l'ambiente. Cosa ne pensi, Damiano? Aspetta prima di rispondermi, perché abbiamo Leonardo da Verona, se no mi cade la linea. Vai Leonardo. Buongiorno. Buongiorno. No, niente, io vedo sempre scritto lì sveglia Veneti. Da che cosa si devono svegliare i veneti? Non lo sai, te lo dico io, da questa politica. Di votare bene, di votare giusto, di votare le persone per bene che ci sono, di votare le persone che cercheranno di portare avanti questo territorio. C'è scritto per devolvere 5 per 1000 veneti schiacciati dalla crisi. Sì. Ma se già va in televisione a dire che noi abbiamo l'autonomia, stiamo bene, siamo salvi e tutto quanto. Beh, l'autonomia deve ancora arrivare, hanno fatto un passetto, ne hanno solo parlato, ma prima che arrivi l'autonomia... Dicono che è il fiore dell'Italia.
Sì, va bene, grazie Leonardo, si fa molte domande, hai sentito Damiano, ecco sono domande un po' provocatorie ma che meritano risposta perché in effetti c'è un grande punto di domanda. Allora torniamo appunto a queste quote verdi all'interno delle giunte, cosa ne pensi fatti da queste persone che veramente, che sono gli ambientalisti, che sono le persone preparate, competenti, prego, urbanisti? Beh, certo, quindi insomma, sì, se appunto gli ambientalisti consigliano, appunto perché sono specialisti nel settore, se danno una mano comunque all'ambiente e diciamo diminuiscono l'inquinamento atmosferico, diminuiscono anche in generale l'inquinamento, non solo atmosferico ma anche comunque acquifero, eccetera. Sì, personalmente sono d'accordo su questo perché comunque sì, Insomma, sei d'accordo, mi fa piacere. Un'altra domanda Damiano, perché quando vi ho in televisione io vi faccio le domande, perché gli altri li ascoltiamo, a voi li ascoltiamo poco. Cosa pensi di dare il voto ai sedicenni, di metterli a confronto con quella che è la responsabilità? Sei d'accordo con la Mirella? Perché io spingo per dare il voto ai sedicenni. Ah, beh, per i voti sedicenni, allora ci sono sedicenni e sedicenni, cioè comunque sì, ragazzi che sì, si informano anche comunque su politica oppure comunque su altri argomenti, chi insomma sa un Scusa po' di più. Damiano, ma quando diamo un motorino non diamo loro il patentino, non guardiamo se è buono o cattivo, diamo un patentino, poi voglio sentire anche la professoressa, diamo un patentino e li responsabilizziamo su quello che sarà il percorso nella strada. Noi diamo la possibilità ai sedicenni di esprimere il loro voto, perciò è responsabile della scheda dove andrà a votare. Cosa ne pensi? Sì, beh, allora, appunto, come diamo il patentino ai sedicenni, ma anche ai quattordicenni, perché appunto sì, con i cinquantini si può andare anche con i 14 anni, e appunto è una grandissima responsabilità quella che si ha in strada e quindi perché no dargliela finalmente anche a lei, noi. perché no, perché no? Coro Damiano perché il tempo è tiranno. Professoressa, cosa ne pensa lei che con questi ragazzi tutti i giorni si confronta? Perché diamo pure il patentino per andare sulle strade, perché andiamo il patentino per esprimere il loro voto e sanno che quel voto sarà importante? Allora, un conto il patentino ovviamente e un conto il voto. Io non vorrei entrare tanto nell'ottica del voto, vorrei entrare piuttosto nell'ottica del lavorare a livello proprio di cultura, a scuola ovviamente, anche in famiglia, per cercare di farli crescere con una maggiore consapevolezza del mondo che vivono e di sensibilizzarli appunto sugli argomenti in modo tale che loro possano acquisire delle conoscenze e delle consapevolezze, perché la responsabilità viene, diciamo, può essere data, ma se c'è un lavoro importante congiunto tra scuola e famiglia. Però professoressa, noi abbiamo la Costituzione, i ragazzi devono conoscere la Costituzione. La Costituzione vuol dire capire il territorio, come viene governato, cosa dicono le leggi, le proposte, prego. Sì, assolutamente, loro la studiano la Costituzione, si fa diritto anche in questa scuola e per cui insomma sono sensibilizzati sull'argomento, però bisogna che loro secondo me crescano e si riescano a confrontarsi anche tra di loro. A 16 anni sono in seconda, cioè si apprestano ad arrivare alla terza, c'è tutto un percorso di crescita. Sì, ma al Senato a 25, si ricorda professoressa, a 25 al Senato si votava. Lasciamo perdere professoressa, guardi che sono più svegli di quello che pensiamo. Abbiamo Stefano in linea, vai Stefano. Ciao Mirella, ciao. seguiamo già sentito da parecchio tempo e non è un bel pezzo che noi ci sentiamo. Niente, io dico solo una cosa, no? Se ci sarebbe un po' di più di civiltà, se ci fosse un po' di più di civiltà anche nel mondo, perché c'è tanta gente, come ha detto, dell'inquinamento, di tutto quanto, se noi facciamo di meno di buttare le cose per terra, tutte le quante, quelli che fumano le cicche per terra, quelli che facciamo a casa, che vanno a pescare, che si portassero a casa le loro cose, quindi i contadini che buttano i sacchi sui canali,
e che levano piante. Perché tutto questo? Io ho 55 anni, però in 55 anni ho visto il mondo girare. Ho visto che una volta c'erano tutte quelle siepi dietro le strade, c'erano i vigneti, c'era un mucchio di animali, adesso non c'è più niente e la colpa è tutta nostra, questo è. Grazie Stefano, infatti abbiamo visto la rappresentante di Plastic Free che i mozziconi di sigaretta che hanno raccolto solo i mozziconi di sigaretta, spaventoso, una cosa spaventosa, perciò hai fatto bene a telefonare Stefano, a dire che tutti quanti, come ho detto prima, dobbiamo fare la nostra parte. Allora Presidente Lazzaro, cosa ne pensa lei del voto ai sedicenni? Questi ma sono ancora piccolini, ma non so mica sono proprio tanto piccolini a 16 anni, forse ecco, li teniamo troppo sotto questa cappa. Devono crescere, devono imparare, però le cose brutte le imparano subito. Speriamo che imparino invece le cose belle. Il voto può essere un'arma. Cosa ne pensa, Presidente? Intanto, così come mi permetto il suggerimento a Damiano di non farsi estorcere le risposte da chi è molto bravo come Mirella a cercare di far rispondere alle domande. No, io penso, battute a parte, penso perché no, perché non vedo, insomma, ecco, chiaramente ci sono sedicenni come ci sono ottantenni, quindi non è significativo solo l'età per capire se uno è pronto, diciamo, preparato e volenteroso nel capire perché e cosa e come votare e che ruolo ha nella società, nella vita pubblica la sua partecipazione e il suo voto. Quindi penso, perché no, visto anche la condizione in cui viviamo di crisi climatica, che continuiamo a far finta che non esista, perché forse non ci tocca a tutti individualmente, ma che c'è, e quindi un aumento della temperatura del pianeta che continua costantemente. La scienza ci dice che per le future generazioni, per chi nasce in questi anni o per chi è nato pochi anni fa, gli scenari sono drammatici per la vivibilità del pianeta. Quando questi ragazzi avranno 70 più o meno, 75 anni, un'età ancora in cui si è in forma, in cui si va a votare, in cui magari ci si gode la pensione, e quindi adesso bisogna fare dei cambiamenti e forse anche i più giovani possono partecipare e portarci un contributo dal punto di vista delle decisioni che chi poi deve governare deve mettere in campo, perché non c'è solo la dichiarazione di intenti, come tu ben Mirella hai detto prima, ma c'è anche il mettere in campo gli strumenti per poi affrontare i problemi e trovare soluzioni. Professoressa, parliamo anche del voto in condotta. C'è questo disegno di legge approvato al Senato, sta passando alla Camera, solo alle primarie giudizio sintetico sul comportamento. Ecco, come lo vede? A parte Damiano, che tu e i tuoi amici che ragionano come te, no il 9 ma il 10 di sicuro, e forse dovrete insegnare a tanti invece, anche come ha detto Lazzaro, a cinquantenni, sessantenni, che forse avete le idee più chiare di qualcuno e sapreste forse votare meglio di quell'altro. Poi voglio sentire se è vero che ti ho estorto le domande o se è piacere che ti abbia fatto quelle domande. Allora, professoressa, cosa ne pensa di questo, il voto in condotta? Prego. Beh, il voto in condotta, diciamo, siamo in qualche modo vincolati a dover mettere comunque dei numeri, no? Perché utilizziamo questi numeri. Sicuramente il giudizio che poi comunque accompagna il voto è una somma, insomma, di tutto quello che può raccontare il percorso del ragazzo durante l'anno. Quindi il voto in condotta esprime, insomma, un po' la descrizione di quello che dovrebbe essere piuttosto con un incentivo per indirizzare, insomma, i ragazzi verso dei comportamenti, insomma, un po' più conformi, diciamo, non soltanto a quello che viene richiesto, insomma, il rispetto delle regole in generale, insomma, nel contesto scolastico, ma anche un po' più proattivi, ecco. Quindi sicuramente vedere il voto in condotta come un incentivo e con un giudizio, e soprattutto viverlo, perché il voto in condotta è semplicemente il momento, diciamo, finale di un vissuto, di un percorso di ogni singolo studente. Ecco, quindi
Mi fa piacere che abbia detto questo, professoressa, io ci credo, l'ha detto anche Crepetta, a me piace molto quando parla Crepetta perché è importante anche il numero, perché il giudizio può essere interpretato, il numero è il numero non si scappa, quello è il numero che ti do, poi ti do anche il giudizio, però quello è il voto. Cosa ne pensi, Damiano, di questo voto in condotta? Tu come la vedi? È giusto, non è giusto? I voti anche in generale non rappresentano veramente lo studente, adesso il voto in condotta sì, dà una visione generale di com'è lo studente, però per esempio come ho anche sentito, ho visto, per esempio il proprietario di Microsoft non era bravissimo a scuola, anche alle superiori, all'università eccetera, aveva voti molto molto bassi, però adesso è il proprietario di Microsoft, quindi il voto per me non è che sia proprio però qua parliamo di condotta, che è un'altra cosa, un conto sono le materie, la condotta vuol dire il comportamento che tu tieni all'interno della scuola. Sì, certo, comunque da una visione generale, comunque sì, per me vanno bene, Tanto tu non hai problemi perché di sicuro il 5 non ti appartiene, perciò non hai proprio problemi di questo voto. Ascolta, sulle mie domande te le ho estorte o hai avuto piacere che ti abbia fatto queste domande? Ho piacere che me le abbia fatte. No, però comunque io la penso così anche da un po', comunque anche il Presidente della Regione pensa che comunque anche i sedicenni non è escluso che potrebbero entrare a far parte di chi vota, comunque sì, insomma non sono l'unico a pensare, insomma anche il Presidente della Regione, quindi sì, no, ma io... Già vedere i futuri perché questi passeranno di sicuro perché appunto non è passato, almeno così si dice, il terzo mandato, però vedremo, io sono dell'idea che forse cambierete anche le sorti del nostro territorio, io ci credo molto e credo molto nei giovani, guarda te lo dico veramente, io ne ho tantissimi dei bravi, sarà per quello, sarà che io li vedo positivi, anzi sono molto preparati, non capisco perché dobbiamo vedere sempre gli esempi negativi e fare questo punto di domanda, mentre abbiamo dei giovani meravigliosi. Allora Presidente Lazzaro, come ci saluta? Lei non ho estorto le domande, Allora, la saluto dicendo che ho fatto una battuta per drammatizzare e fare una risata, perché tante volte quando parliamo di ambiente sembra sempre che parliamo di sacrifici, di problemi, di difficoltà e questo forse induce in una certa tipologia di persone a pensare che appunto meglio non pensarci perché sono sempre problemi, ma in realtà era farsi una risata perché invece quando parliamo di ambiente dobbiamo anche sorridere perché parliamo di prosperità, parliamo di benessere, parliamo di ambiente naturale che ci dà l'energia da cui siamo partiti questa mattina, no? Dello stare bene in connessione con la natura e l'ambiente per migliorare il nostro stato fisico e mentale. Quindi parliamo di cose belle. La battuta era così semplicemente per dire che forte Lazzaro, è forte Lazzaro, sapete, guardate che è forte il Presidente Lazzaro. Allora Presidente, intanto la ringrazio, io spero di avervi spesso in trasmissione perché io punto molto su questi ambientalisti perché a me personalmente piacciono molto perché sono competenti, danno degli esempi anche molto importanti, quando dicono no lo spiegano e quando dicono sì lo spiegano e noi riusciamo a capire molto bene. Poi se qualcuno non vuole mai fare nessun passo indietro, però poi non venga a lamentarsi anche con la Mirella perché le cose non vanno bene. Tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, avete capito? Sveglia Veneti, e rispondo anche alla telefonata, cosa vuol dire in tutti i sensi, a 360 gradi, svegliamoci che abbiamo questa volta la possibilità di cambiare le regole del gioco. Allora Damiano, mi raccomando, mandaci i video quando riceverai questo riconoscimento a Roma, professoressa, mi raccomando, magari un bel video, ci tengo moltissimo a far vedere questi esempi, sono questi gli esempi che servono, non sono di sicuro le baby gang che hanno sempre questa visibilità che non riesco a capire il perché, ma sono questi esempi che dovremmo dare la visibilità. Grazie tantissimo alla professoressa Maria Grazia Di Buono, grazie, e grazie del Duca degli Abruzzi di Padova e anche a Damiano Toniolo, questo studente, questo alfiere della Repubblica che verrà premiato dal Presidente Mattarella fra pochissimi giorni a Roma. Grazie, grazie, pubblicità.
allora adesso parleremo di case, di immobili. Sono veramente felice di avere Deborah Marcon, segretario provinciale SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Grazie veramente Presidente di essere qui, era un pezzo che non ci vedevamo, era arrivato il momento. E siamo anche con Cristian Bonnic, affiliato Tecnocasa Treviso. Capiremo come mai queste famiglie, diciamo medie, non trovano casa. Cioè non vogliono affittare, pure appartamenti ci sono, vuoti, liberi, affitti che con gli stipendi e le pensioni che hanno non tutti possono permettersi, centro storico off limits, non so il perché, cioè una roba grande, centri storici solo per i grandi ricchi, e questo non va assolutamente bene, lo dico io, specialmente questa cementificazione che viene fatta non di sicuro per costruire le case che abbiamo bisogno, o le residenze per anziani, ma per tutt'altre cose. Allora partiamo dalla Presidente Marcon. Com'è la situazione? Un bel pezzetto, Presidente, però io ho avuto il caso di Nicoletta che parlavamo prima, e quando ho sentito la cifra che dovrebbe pagare per questo appartamento ho capito perché forse ha detto di no, perché una famiglia con 2 bambini, un marito con dei problemi, vive in casa i genitori, di sicuro non può permettersi questo affitto e non è giusto. Allora, cosa sta succedendo, Presidente? Qui a Treviso bellissima, città ricchissima, tutti i grandi sono là con questi palazzi enormi, piscine in alto, però non dobbiamo adoperare l'acqua, parliamo anche di questo, sì, perché è così, questi attici hanno anche, oltre la vasca da bagno che è una piscina, io li ho visti, anche alto hanno la piscina, non sarà d'accordo naturalmente l'altro interlocutore, ma questa è la verità, io sono Sveglia Veneti, perciò dico quello che vedo. Presidente, solo per i ricchi e gli altri? Gli altri purtroppo si trovano a non poter accedere a nessun tipo di locazione, nel senso che anche lì in realtà ricchi dipende, perché qual è il problema? Come si diceva anche prima con l'agente immobiliare, praticamente, sì, praticamente il problema è che adesso tutto quanto il mercato è basato sulle leggi di mercato, quindi ovviamente essendoci poca offerta, quella poca che c'è può essere tranquillamente messa in affitto alle cifre che si vuole. Anche utilizzando le strutture dell'agevolato, se io ho un appartamento in centro a Treviso, posso chiedere cifre molto elevate. Quindi ovviamente nel momento in cui io so che posso chiedere quella cifra e qualcuno disperato lo trovo, io non ho limiti, non c'è una ragione per cui io dovrei chiedere meno. So che ad un certo punto qualcuno arriverà. Mancano inoltre le disponibilità, diciamo, medie. Perché per quanto riguarda le nuove costruzioni intendo, più che altro perché giustamente però anche chi va a costruire dice cerco di ottenere il massimo risultato, devo vendere qualcosa che mi dà una buona rendita. Ovviamente io propongo come costruttore qualcosa che sia effettivamente di alto livello. Qual è il problema? Non vengono fatte costruzioni o non vengono fatte ristrutturazioni tali per cui ci sia una proposta che sia al pari delle disponibilità della domanda. Quindi cosa dovrebbe fare in teoria il sistema paese? Nel momento in cui io vedo che il mercato si è settato in questo modo, perché giustamente abbiamo deciso che deve essere regolato l'abitativo sul mercato, però dobbiamo anche accettare le conseguenze di questo, perché o io cambio direttamente la struttura dell'abitativo e decido che l'abitativo deve seguire certe regole, metto dei tetti e quindi lo tiro fuori dalle leggi di mercato, oppure devo accettare che in questo momento il mercato va così e come Stato io mi devo impegnare ad offrire quello che il mercato attualmente non riesce a coprire come fabbisogno, quindi tutte quelle casistiche in cui io non mi posso andare a permettere gli affitti che ci sono adesso. E chi non si può permettere gli affitti che ci sono adesso sono moltissime persone, anche quelle che sono il ceto medio, perché prima erano soltanto le persone, diciamo, di ceto medio-basso. Inoltre già avevano seri problemi tutti quei nuclei, diciamo, familiari
che per ragioni oggettive o semplicemente pregiudizi vengono considerate dai proprietari problematiche, come per esempio le famiglie con bambini, le persone che hanno animali, la disabilità. Esattamente, anche perché giustamente nel caso di una disabilità io comunque devo riuscire a garantire una casa che non abbia le barriere architettoniche, quindi comunque devo avere una buona casa. Nel momento in cui tutte queste persone sono letteralmente espulse dal mercato, chi deve intervenire, ma doveva intervenire 10 anni fa, perché che gli extracomunitari, che le famiglie, che le persone di ceto medio-basso, che le persone che magari hanno avuto incidenti e quindi improvvisamente si trovano senza reddito fisso, non riescono a sostenere i canoni del mercato libero. C'è sempre stato, semplicemente adesso l'asticella si è alzata sempre di più perché c'è sempre meno offerta e quindi è una domanda sempre più crescente. Certo, anche perché tra l'altro io l'ho creata la richiesta di domanda sempre più crescente, perché i problemi di trovare un'abitazione non sono soltanto per le famiglie residenti, gli appartamenti diciamo che servono per lunghi periodi perché sto lavorando, ho fatto la famiglia qui o qualsiasi altra ragione, ma io sono andato a creare con il precariato spinto e con per esempio anche leggi come la buona scuola, tutta una serie di richieste in mercato di affitti che non ci sarebbero state prima. Per esempio io ho tutto il gruppo dei professori che devono spostarsi da una parte all'altra dell'Italia e questi hanno bisogno oggettivamente di locazioni brevi, però hanno bisogno di locazioni e spesso anche con breve preavviso. E anche con affitti adeguati. Esatto, perché purtroppo molti lavoratori della conoscenza finiscono inizialmente in bed and breakfast per dire vabbè qualcosa troverò nel giro di un mese o due e rimangono là fino a che dicono io il costo del bed and breakfast non posso continuare a sostenerlo perché tra quello, tra le spese e tornano a casa. Esatto, alla fine dicono ascolta io non posso più stare qua perché sto andando in perdita. Avete capito? E si creano problemi. Ha fatto bene Deborah Marcon a segnalare queste cose che delle volte non si riesce a capire come mai prima arrivano poi ritornano, perché veramente con gli stipendi che ci sono non possono adeguarsi a un affitto alto o medio alto perché non ce la fanno, perché non c'è solo l'affitto, c'è tutto il resto. Allora Burnick, lei come commenta le parole e soprattutto queste case che si ha paura di affittare? Molte le tengono chiuse perché si ha paura dell'uomo nero, si ha paura dell'uomo giallo, si ha paura dell'uomo verde, ma si ha paura di tutto. Fatto sta che ci sono questi appartamenti ma sono chiusi. Voi cercate di far capire invece al proprietario che non è questione di colore della pelle, ma è una questione se uno ha un lavoro, se uno può pagare l'affitto, che poi non entrino in venti come succede, dico venti tanto per capire l'importanza è di fare anche un'assegnazione veramente dignitosa anche per il proprietario e dignitosa anche per la persona che vuole affittare. Prego. Questo è un problema annoso, diciamo, che si sta inasprendo con la difficoltà appunto di trovare, di reperire immobili sul mercato in questo momento. C'è da dire che c'è purtroppo un po' di ignoranza da questo punto di vista, perché appunto molti preferiscono tenere un immobile chiuso piuttosto che affittarlo. È chiaro che tutti noi abbiamo sentito qualcuno che ha avuto un'esperienza magari negativa, però è anche vero che di un'esperienza negativa ne parliamo sempre, ma di magari 10 positive si sembra la normalità. Dalla mia esperienza, dalla nostra professionalità, quindi io posso dire questo magari agli utenti, affidarsi a dei professionisti che fanno uno screening, ok, delle caratteristiche del cliente, quindi innanzitutto avere delle garanzie ovviamente dal punto di vista economico. Giustamente queste persone io le capisco anche perché dicono io do in mano a degli sconosciuti una proprietà, un immobile, un valore anche bene, magari. E quindi vorrei avere delle tutele, delle garanzie, no? Ecco.
molto spesso ovviamente le vanno a ricercare dal punto di vista economico, quindi richiedono delle buste paga importanti e poi ovviamente cercano di evitare quelli che sono possibili problematiche, come si diceva, bambini piccoli, animali, colore della pelle. Poi si cerca sempre nel più simile, ok. Quindi ripeto, quello che posso dire io è questo, nella mia esperienza personale io è dal 2003 che opero nel mercato immobiliare della provincia di Treviso per Tecnocasa e noi grossi problemi con gli inquilini, nello specifico non ne abbiamo avuti. Può capitarmi la persona che mi diceva: guarda Cristian, non sono più in grado di sostenere l'affitto perché mi hanno magari licenziato, ho avuto dei problemi col lavoro. Circostanze della vita che però cambiano. io vedo che se è un rapporto con la persona corretto da ambo le parti, e anche noi come professionisti, piuttosto vengono a dirci: guarda, non sono più in grado, troviamo una soluzione, chiudiamo l'affitto, torno da mamma e papà o queste cose qua. Questo già potrebbe essere uno step, quindi informare le persone che Senta Buni, affidandosi a dei un'altra domanda, devo correre perché il tempo Prego. è tiranno, ma le domande sono tante. Nel caso che un inquilino o anche un proprietario non paghi le spese di condominio, perché non le vuole pagare, non perché non ha i soldi, proprio lui decide di non pagare perché chi se ne frega, non pago, magari si tira avanti con 1000 scuse, per le spese non vengono pagate. Prima o dopo questo proprietario, questo inquilino dovrà pagare le spese oppure potrà tirarle avanti l'infinito e vivere sulla pelle e sulle spalle degli altri condomini che magari invece pagano e si comportano bene. Poi sentiamo anche Deborah Marcon. Allora, questa ovviamente è una tematica più da amministratori, sì. Però ribadisco anche qui c'è un mondo e ne parlavamo poc'anzi appunto con Deborah. E la tematica è avere un amministratore che sia un professionista che sa fare il proprio mestiere in maniera corretta, perché l'amministratore attraverso una serie di strumenti ha tutte le possibilità di richiedere il tempestivo pagamento degli oneri dovuti. Qual è la problematica? Che molto spesso si procrastina, sì, mi pagherà, mi ha promesso, poi quando le cifre iniziano a lievitare e poi non ce li ho, ok? Quindi anche lì quello che posso consigliare io ai condomini è di tenere monitorata la situazione e di sollecitare tempestivamente l'amministratore di mettere in atto le proprie risorse per ad esempio un decreto ingiuntivo? Assolutamente. Con quello non si scappa? Con quello se il cliente ha una busta paga, un conto corrente o qualcosa, se non vuole pagare e è dimostrabile che invece pagare è nelle sue possibilità, se non lo vuole fare lo farà in un'altra maniera. Avete capito? Perché ricevo anche telefonate, è giusto anche capire, ma devo pagare io la caldaia, devo pagare io il giardino, questo non paga niente, tira avanti. Prego Deborah Marcon, cosa vuole dire? Che effettivamente purtroppo quella è l'unica soluzione. Poi tra l'altro bisogna aggiungere il fatto che nel momento in cui è l'inquilino invece che non paga e invece potrebbe pagare, è il proprietario comunque responsabile, perché le spese non pagate dell'inquilino ricadono sulla testa del proprietario. Perché? Perché il proprietario ha la possibilità di eventualmente dare lo sfratto per morosità nel momento in cui l'inquilino superi un debito di 2 mensilità o di equivalenti tali, il che vuol dire che è importante che ci sia un'attenzione anche da parte del proprietario che l'inquilino paghi, sia sempre regolare. Esatto. Questo anche per vedere di cogliere immediatamente, come anche si diceva prima, i segni di sofferenza, perché se io immediatamente dico non riesco a pagare, immediatamente si possono valutare tutta quanta una serie di soluzioni. Per quanto riguarda le spese condominiali ci possono essere le rateizzazioni, per quanto riguarda gli affitti, o meglio messo insieme agli affitti, ci può essere un abbassamento dell'affitto per un periodo in maniera tale che l'inquilino riesca a pagare le spese condominiali. Ci si può mettere d'accordo in qualsiasi maniera, guarda vai via, però non ti chiedo le 6 mensilità di preavviso, ci mettiamo...
si può fare di tutto, però bisogna dirlo subito e prendere in mano il problema immediatamente, perché altrimenti, come diceva prima, più aumenta il debito. Meno è possibile provare a risolverlo. Tra l'altro, per quanto riguarda gli oneri accessori, bisogna anche vedere se effettivamente la persona riesce a pagare, perché se invece in quel caso proprio assolutamente non c'è alcuna possibilità che riesca a pagare, quindi non è una volontà di non pagare, ma proprio non riuscire a pagare, là è l'intero condominio che deve domandarsi cosa vuole fare. Mi conviene agire in maniera, sempre portandolo davanti al giudice, per comunque ottenere qualcosa, mi costa meno, mi è più conveniente ripartire tra tutti quanti le spese, è più conveniente raggiungere un accordo di qualsiasi tipo, ci sono delle spese che possiamo abbassare magari prendendo un'azienda piuttosto di un'altra in maniera tale da venire incontro alla persona che non riesce a pagare e quindi abbassare il totale delle spese richieste. Anche lì si possono fare un sacco di cose, però bisogna agire immediatamente e parlarsi chiaramente. Ma perché si fa così fatica ad agire? Perché già la burocrazia è incredibile. Cioè questo anche tirare avanti, intanto le cifre diventano sempre più importanti. Poi va bene, io pago, decido di pagare, perché ho una cifra molto importante, ma magari pago 1.000 euro ogni tanto. E là io mi metto a posto, ma non è possibile, eppure la legge prevede, l'importante è che tu paghi qualcosa, ma anche queste cifre, lei sorride, ma è perché ricevo queste telefonate che io vi ho anche invitato, non è corretto, perché ho capito che paghi, ma se mi paghi, se hai 30.000 euro e paghi 500.000 euro ogni mese, ogni tanto, cioè non è che risolvo il problema e ricadono sempre sui condomini dopo questi cambiamenti che ci sono all'interno del condominio. Prego. Lì evidentemente c'è una lacuna dal punto di vista legislativo, immagino, perché se queste persone, i soliti furbetti, possono, diciamo, arrabattare qualche soluzione, intanto tirare avanti, sicuramente cercano di navigarla, quindi la problematica sta a monte, probabilmente dovrebbe esserci come però solito. Nel momento che uno ha capitali che è dimostrato, anche queste cifre dovrebbero poter essere cambiate, cioè non è che tu puoi pretendere di pagare 100.000 euro ogni tanto. Bisogna agire in giudizio, l'unica maniera è quella, è che molto spesso sì, c'è un po' di pigrizia da questo punto di vista, o delle remore, non è mai facile quando si è su comunque una comunità andare, quindi lì ribadisco, secondo me il problema va risolto con l'amministratore, con la professionalità. Ha fatto bene a dirlo. Abbiamo Nadia da Cittadella, ciao Nadia. Ciao Mirella. Ecco, devo passare la televisione, vero Mirella? Sì, grazie, parlare al telefono. Sì, allora, devo chiedere 2 o 3 cose con la signora della Sunnia. Sì. Io abito su un appartamento popolare, Mirella, e adesso l'ATER ci ha comunicato che scade il contratto e ce lo rinnovano per 5 anni. Io, avendo Econise basso, ogni anno mi viene aumentato. Quest'anno me l'hanno abbassato solamente di €1, avendo Econise minori di 10.000. Come mi devo comportare con questi? Ha capito bene? Sì, sì. Bene, ha capito. Basta così, devi fare altre domande. Sì, ecco, dopo eventualmente, siccome che io ero seguita tanti anni fa dalla Sunnia a Padova con il signor Brambini, ecco, solamente che con lui mi è impossibile appunto parlare, essere a contatto con lui. È possibile eventualmente prendermi un appuntamento con la signora se abiti in zona? Ma da Padova? A Padova, sì. Cittadella. Io abito a Cittadella. Noi, quello più vicino è Castelfranco eventualmente. Castelfranco. Comunque Nadia, poi ti do il numero eventualmente, perché giustamente sono numeri che dovete anche avere per essere informati, se dovete fare qualche richiesta. Poi ti passo il numero della dottoressa, della Presidente Marcon. Prego Presidente. Allora, intanto per quanto riguarda sia la questione dell'affitto sia la questione del rinnovo di 5 anni, dipende dalla legge regionale, la 39. Per quanto riguarda il rinnovo di 5 anni non c'è niente di cui aver paura, andate
tranquilli, nel senso che se voi non avete più la possibilità di rimanere in ATER, viene fuori prima dei 5 anni, perché appunto l'ISEE si fa tutti gli anni, quindi se supera i limiti già possono inviare decadenza. È stato deciso che i contratti dovessero avere 5 anni, più che altro secondo me perché c'era l'idea di dare una mobilità obbligatoria, che però non è fattibile perché ha dei costi troppo alti considerando la tipologia degli appartamenti che sono stati assegnati attualmente. Quindi finché tutti quanti gli appartamenti non sono ben riattati e non sono più o meno agli stessi livelli, diciamo che la questione dei 5 anni è abbastanza una formalità, perché potenzialmente la disdetta può arrivare in qualsiasi momento, la decadenza. Per quanto riguarda gli affitti, anche quello dipende dalla legge 39. Diciamo che tutto dipende dalla griglia della regione e diciamo dai valori che sono inseriti in griglia. Primo tra tutti è l'ISEE, però attenzione perché noi vediamo l'ISEE nostro, ma ATER agisce sull'ISEE-ERP, quindi tolgono per esempio le detrazioni che si riceve perché uno è in affitto, perché si dice questa qua è già un'altra cosa. Quindi bisogna vedere intanto se è il valore ISEE-ERP che ha avuto aumenti o non ha avuto aumenti. Inoltre quello che può variare da un anno all'altro è anche se per esempio la regione decide di fare gli aggiornamenti Istat. Li fa la regione? Tecnicamente sì, può farli. Ma li fa o può farli? Al momento come aggiornamento Istat io ho avuto conoscenza che l'hanno fatto sui massimi, diciamo, per entrare in ATER, perché sono passati, più che altro su Belluno mi pare, da 20.000 a 22.000. Però non è grandissima come differenza. Un problema serio che noi abbiamo visto, o meglio una cosa che si vede immediatamente lo sbalzo, è quando si passa da una fascia all'altra, diciamo, perché comunque ci sono varie fasce con vari conteggi diversi, quindi se io passo quella fascia vedo una grande differenza, anche se per esempio ho avuto un aumento minimo. Purtroppo là tutto quanto come diceva appunto la nostra telespettatrice quindi Nadia. Eventualmente sarebbe da provare a richiedere ad ATER la griglia per capire effettivamente dove sta il problema. Per esempio qualche anno fa noi abbiamo avuto tutta una serie di aumenti, siamo andati a vedere, c'era stata una variazione sui valori OMI, che quindi sono andati a sbalzare. Dovete andare dal sindacato, non sì, c'è niente da fare perché da soli non ce la fate proprio, guardate. Anche perché bisogna vedere la griglia, senza la griglia non si capisce e voi la griglia nulla. di sicuro non la sapete leggere. Allora, quello che vorrei chiedere invece a Bonnic è anche dopo la pandemia c'è stato, almeno si sentiva, una voglia di cambiamento anche su quello che era la costruzione delle nuove case, dei nuovi appartamenti, più spazio, più verde. Ecco, cosa richiedono adesso i nuovi acquirenti, ecco, quando acquistano un appartamento o una casa, dove puntano? Allora, sicuramente soprattutto subito dopo la pandemia c'è stato diciamo questa rincorsa al giardinetto, alla terrazza, perché siamo stati rinchiusi per un po' di tempo, e allora uno sfogo esterno, beato terrazzo, esatto, o ancora meglio un bel giardino. E in realtà poi si sono un po' evolute le cose, perché oltre alla pandemia, all'aumento delle materie prime, è subentrato un altro fattore, quello del super bonus 110, e questo ha purtroppo tutti questi fattori in realtà hanno un po' sbarellato la situazione, ok? Sono aumentati decisamente i costi di ristrutturazioni, tutte queste cose qua, quindi diciamo che il 110, che invece di promuovere l'acquisto di immobili da ristrutturare, vari rustici, case degli anni magari 60-70, ok? E quindi portarle a una nuova generazione, ha fatto esattamente il contrario. Quello che vediamo in questi ultimi 18, 20, 24 mesi ormai è che tutto quello che è
nuovo ha una cosa un po' a parte, che nuovo è un mercato un po' di nicchia con valori molto importanti, ma nel mercato medio, okay, quello che è l'immobile più richiesto come caratteristica principale è che non ci siano dei lavori da fare, quindi in realtà il taglio più richiesto è anche i 10-15 anni, un immobile recente dove io possa entrare senza dover sostenere delle spese, perché c'è proprio una fobia delle spese, perché quello che 10 anni fa, anche 5 anni fa ti costava 10.000, oggi ti costa 20, forse 25, dico, non so, una ristrutturazione, cambio gli infissi. Certo. Okay, oggi andare a acquistare queste cose, purtroppo, per questi fattori che abbiamo citato poc'anzi, è diventato molto, molto difficile. E la richiesta nelle periferie ha superato, ormai una volta si cercava di rimanere più vicino alla città possibile, adesso invece, pur di trovare un qualcosa e soprattutto anche questa voglia di spazi, ecco, specialmente per le famiglie, volentieri si spostano. È così? E come sono gli affitti nelle periferie o le vendite degli appartamenti? Allora, per quanto riguarda gli affitti, diciamo che il mercato è prossimo allo zero. Sono anni che a noi come agenzie facciamo molta fatica a reperire immobili sul mercato. Un fenomeno che si sta che stiamo constatando è quello che molto spesso l'inquilino uscente trova il subentrante. Quindi qual è il problema? Che questi immobili non vanno neanche a finire sul mercato, o il proprietario che ha l'inquilino in uscita ha qualche conoscente che sta cercando, di conseguenza l'immobile non finisce neanche sul mercato. Quindi noi come agenzie facciamo proprio fatica ad avere a portafoglio un immobile. A me capita più volte durante una sola giornata di dire a qualcuno: guarda, mi dispiace, non ho nulla da proporti. Okay. Vi rendete conto? Anche pagando, come diceva la nostra Nicoletta che è venuta ospite, aveva certe esigenze, non riesco a trovare, voi capite bene, una donna da sola con 2 bambini, e per fortuna ci sono ancora questi genitori che riesce bene o male a non essere su una strada. Io non so se veramente si rendono conto delle difficoltà che ci sono. Abbiamo Tamara. Ciao Tamara. Tamara? Devo fare una domanda a uno dei tuoi 2 ospiti. Prego. Ascoltami Mirella, allora io sto cercando una casa, però ho capito che è difficile trovarla, perché casa popolare c'è una lista d'attesa lunghissima e vanno base al reddito al reddito. Però comprare una casa col mio stipendio non se ne parla, e andare in affitto, no, io dico solo, ma quelle povere creature che prendono 700-800 euro al mese devono pagarsi affitto, acqua, luce, gas, tutto quanto. Cioè io secondo me non arriveranno neanche a fine mese. Io non ce la farei a arrivare, cioè io ho piacere di prendermi una casetta per me, però io non so come farò a pagarmela. E voglio chiedere ai suoi ospiti, ma non c'è una legge per, come posso dire, Dio mio, una legge per le persone fragili, diciamo, in modo che lo Stato possa aiutare queste persone fragili? Per favore, datemi una risposta. Grazie Mirella, ciao. Allora abbiamo saputo che Tamara vuole andare a vivere da sola, ma con lo stipendio che ha non ce la farà mai, questo lo dico io perché so che lavoro fa e dove fa, oltretutto non trova, anche se una voglia di pagare più di Tamara, ma sono delle cifre inammissibili. Ma cosa è successo? All'improvviso, questo paese meraviglioso, dobbiamo vivere solo con le massonerie, pagare i parassiti, stragi di soldi, e quelli veramente che lavorano, che avrebbero diritto a vivere una vita dignitosa, non riescono a trovare neanche un appartamento in affitto. Come ha detto, se mi chiedono, anche se un giorno devo dire 4 volte no perché non ho niente, ma è mai possibile? Ma allora, fra virgolette, la legge c'è, quello che manca è l'applicazione? Più che l'applicazione, i mezzi per applicarla, nel senso che l'intero sistema delle case popolari, sia come residenzialità pubblica, sia come canoni agevolati,
Cioè è previsto, dovrebbe esserci e dovrebbe andare a rispondere anche, anzi soprattutto, le case popolari sono state create come, per i casi come la signora Tamara, della serie io al momento non ho la disponibilità di permettermi il mercato libero, ho un'opzione calmierata sulle mie possibilità, con quello mi metto in sesto e allora magari posso entrare nel mercato libero anche con più sicurezze che poi danno tranquillità ai proprietari. Qual è il problema? Che noi siamo sotto il 4% di residenzialità pubblica, quando per esempio basta andare dall'altra parte delle Alpi e ne abbiamo il 40%. Avete capito? Quindi, un attimo solo, Presidente, perché abbiamo Innocente da Feltre, se non mi cade la linea. Vai Innocente. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Potrei fare una domanda a uno dei due signori che sono là in trasmissione? Prego. No, io ho un problema. Io non vorrei più pagare l'amministratore perché l'amministratore non fa rispettare le regole condominiali. È possibile? Basta così? Sì. Ok, allora adesso rispondono tutti e due. Prego, allora vediamo il discorso che stava terminando, Presidente, e poi rispondiamo a Innocente che si è stufato questo amministratore che non rispetta quello che dovrebbe le buone regole del condominio. Prego. No, per finire la questione di prima, semplicemente il piano casa, tanto sbandierato adesso, vorrebbe dire che lo Stato prende un sacco di soldi per comprare case o lotti che adesso sono vuoti o inutilizzati, per esempio non so, con i capannoni là da anni che stanno cadendo giù, e costruisce case oppure risistema le case che il privato non vuole mettere in vendita o non ha neanche le possibilità di mettere in vendita. Bisogna proprio fare un blocco di acquisti, ristrutturazioni e costruzioni in maniera tale che si possa aumentare questa disponibilità pubblica. Con quella io posso mettere sia ma il bonus 110 non doveva essere usato così. Allora, invece sono arrivati i furbetti e se lo sono preso e se lo sono goduto. Non è una questione di furbetti, no. È una questione di persone con disponibilità. Un conto è io sono una ragazza con un lavoro precario, ho mia mamma malata, sono in una casa che condivido con mio zio perché è di proprietà infinitesimale tra tutti quanti i parenti e per fortuna non mi buttano fuori, sento del 110 e penso sia l'occasione buona per ristrutturare il tetto. Nel momento in cui provo ad andare ad informarmi, uno, non so dove andare a informarmi, due, nel momento in cui trovo effettivamente qualcuno, quel professionista, essendo delle cose molto specifiche, molto particolari, che vanno seguite attentamente, mi costa un sacco di soldi semplicemente per la consulenza. Nel momento in cui magari decido di fare l'investimento o trovo qualcuno che mi fa un prezzo di favore perché capisce la situazione e provo a capire cosa mi serve, la prima cosa che mi serve è o avere delle disponibilità subito che poi eventualmente mi danno, o devo trovare una banca che mi fa tutta quanta la questione oggettivamente. Ciao. Presidente, ma abbiamo visto come è andato a finire questo bonus. Per quello vi dico, un conto è una persona normale, con conoscenze normali, un altro conto è una persona che sa benissimo, magari si fa fare la consulenza da quello che già conosce perché gli ha fatto altri lavori, immediatamente fa partire il lavoro, ha già qualche disponibilità, quindi può anche rischiare, fra virgolette, che se poi non gli danno il bonus perlomeno non ha problemi, però ci sono persone di livello medio che hanno fatto il super bonus sapendo di non avere eventualmente la possibilità di coprire tutto, hanno rischiato di finire in TSO per l'ansia, perché è molto complicato e quindi va fatto molto attentamente. Tra l'altro, per quanto riguarda il pubblico ha un sacco di problemi perché magari non sono state fatte bene le case a un certo punto, quindi alcuni blocchi addirittura nel pubblico non potevano essere ristrutturati con il 110 perché uno degli obblighi era che fossero a posto con le carte. Un sacco di case pubbliche nel pubblico non sono a posto con le carte, quindi bisognava sistemare tutto quanto, tempi lunghi e non si sono presi soldi. Rispondiamo anche a Innocente da Feltre che non vuole più pagare l'amministratore, lo posso fare o no? Innocente deve fare un po' il politico, deve andare a bussare ai suoi vicini di casa,
a esporre le sue perplessità, a trovare qualcuno che la vede come lui e ha lo strumento dell'assemblea condominiale per cambiare l'amministratore, mettere all'ordine del giorno a questo sì. punto e farla votare a tutti, è l'unica modalità. Che problemi, che problemi. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Sì, Maria dalla provincia di Padova. Ciao buongiorno. Maria. A tutti. Niente, ad esempio state parlando di queste persone che non trovano case in affitto perché i proprietari la lasciano vuota piuttosto che affittare. Ma certo, perché spesso e volentieri succede, per qualche motivo anche banale, perché vedo che per i capricci i soldi ci sono, ma per l'affitto no. E non pagano più, però il proprietario deve pagare le tasse anche se non ha percepito l'affitto. Tutto registrato, affitto pagato con bonifico, voglio dire, no in nero, registrato il contratto, tutto regolare, però non parlate mai delle tasse. L'abbiamo parlato prima, l'ha spiegato molto bene Maria, forse non hai seguito proprio Deborah Marcon, che ha spiegato proprio questo, che ricade sul proprietario eventualmente se non si pagano questi affitti o queste tasse, spese del condominio. Purtroppo funziona così, l'hai detto molto bene, però bisogna guardare anche il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, perché se guardiamo quello mezzo vuoto, gli appartamenti non ci saranno per tutta la vita. Dobbiamo guardare mezzo pieno, però il mezzo pieno è quello che richiedono anche i giovani che studiano, ad esempio, che hanno piacere di studiare bene, di essere tranquilli e di trovare una stanza anche. Ma anche qua è un disastro totale. Bonica, ma cosa sta succedendo allora? Famiglie no, studenti no. Come dire, io vivo una realtà, ad esempio, io ho un'agenzia Roncade, ok, dove come sappiamo esiste una realtà che si chiama Each Farm, che sta portando circa 1500 studenti, dove loro si sono organizzati per quelli minorenni con la loro struttura, però poi ci sono tutti quelli un po' più grandini che cercano, ok. E lì, anche lì ovviamente studenti, giovani, ancora più complicato, ok. E l'unica soluzione, come al solito, visto che lo Stato si fa fatica, si stanno attrezzando alcuni privati. Alcuni privati in realtà hanno capito l'opportunità commerciale e si stanno attrezzando nel magari riadattare delle strutture a fare delle camere con una zona magari comune come al soggiorno, cucinare una zona cucina, e delle camere da affittare a queste persone. Io la trovo una buona cosa, Bonis, devo dire, essere sincera. Io capisco perché non riusciamo a copiare anche altre realtà che ci sono, dove questi studenti, specialmente qui diversamente giovani, convivono, pagano la loro stanza, sono di compagnia, di aiuto anche a questa persona che non è più sola. Qua abbiamo paura di tutto, ma insomma sono anche dei bravi giovani, non è che sono tutti dei spacciatori, dei delinquenti, quelli che vorremmo metterci in casa. C'è sempre la paura, questa paura del diverso, dello sconosciuto, paura. È vero, perché veramente i messaggi che passano non sono veramente che invoglino molto, però dobbiamo anche vedere di cambiare, anche che ci sono anche dei bravi ragazzi. Abbiamo anche visto all'inizio questo ragazzo che alleva galline, che porterà le uova al presidente Mattarella, che crede nell'ambiente. Ci sono dei bravi giovani, dobbiamo puntare anche su loro, o sbaglio, Presidente? Sentiamo Mirella da Riese, poi la Presidente Marcon. Vai Mirella. Ciao, Mirella, buongiorno a tutti. Ciao. Volevo dire una cosa, siccome che è 12 anni, cioè io è 43 anni che abito qua, a Riese, in pieno centro, un condominio, era bellissimo, adesso con tutti gli stranieri che abitano, l'unica italiana che sono io. Comunque è 12 anni che l'ascensore non va, perché non hanno soldi da pagare, non è che sia rotto, l'hanno chiuso perché ci vuole spese, perché hanno paura che lo rompano, tutto così. E io abito al secondo piano e vorrei fare anch'io andare con la spesa per l'ascensore, e devo chiamare uno che mi porta la spesa a casa. Non è giusto così. Hai ragione.
Insomma, bisognerebbe che ci sia qualcuno, insomma, che ho chiesto all'amministratore, l'amministratore ha detto che non si può aprire perché se tutti pagano va bene e io sono la proprietaria unica, non lo so. Grazie Mirella, hai fatto bene a dirlo. Allora, Presidente Marcon, ho l'ascensore ma non lo posso usare perché non pagano e perciò neanche io che pago lo posso, cioè siamo alle follie, cioè, alla follia pure, cioè l'Italia, siamo in Italia. Bene, perfetto, andiamo avanti Marcon. Più che altro qual è che sarebbe l'unica cosa da fare, effettivamente far intervenire il giudice che determina che l'utilizzo per la signora dell'ascensore è fondamentale per la sua possibilità di autosufficienza, però giustamente costa soldi, purtroppo non è che, a meno che la signora non abbia la possibilità di avere un avvocato in gratuito patrocinio, però dovrebbe provare a sentire il tribunale se il suo caso potrebbe rientrare, perché comunque è una questione di lesione del diritto di autosufficienza. Perché se no, se non ha le disponibilità... Ma chi si deve rivolgere, ad esempio, Mirella, in questo contesto? Dove andare per capire se c'è la possibilità di arrivare al giudice? Perché Mirella da sola non arriva dal giudice Marcon. No, c'è l'ufficio. Chi è che potrebbe essere il vostro? Più che altro gli assistenti sociali. Assistenti sociali, ecco, Mirella. Che tra l'altro gli assistenti sociali potrebbero anche provare a capire se ci sono delle possibilità del comune, per esempio. Esatto. Non so, degli aiuti per poter far andare questo ascensore nonostante tutto. Cioè, devono vedere loro un attimo se hanno delle disponibilità sulla base di tutta la situazione, perché noi qua ne abbiamo sentito soltanto un pezzetto, bisognerebbe capire bene tutta quanta la situazione per vedere dove è possibile agire. In linea di massima la soluzione classica prevista sarebbe quella del giudice che impone la riattivazione dell'ascensore, però là bisognerebbe sentire il tribunale per capire se può andare perlomeno con un gratuito patrocinio. Bisogna vedere un attimo bene la situazione e capire le possibilità. Allora, quanti appartamenti suite ci sono nel territorio, Presidente Marcon, che voi sapete che sono chiusi e che non si affittano? C'è stata di recente anche l'Istat che si è occupato di queste problematiche. Se non ricordo male erano 8.000 soltanto a Treviso. 8.000? Anche Bunni che sta scuotendo la testa. Immagino un sacco di mobili da vendere. Da vendere, da affittare, da riutilizzare. Purtroppo adesso sono asfaltati tutti e due i mercati tra una cosa e l'altra e davvero è brutto sapere che ci sono degli immobili bloccati, perché le ragioni per cui l'immobile è vuoto possono essere un sacco. Possono essere anche appunto che il proprietario innocentemente non ha i soldi per ristrutturarlo, quindi magari non è adatto a essere affittato o a essere venduto e avrebbe bisogno di un progetto a cui partecipare per poter rimettere quella casa sul mercato. Ci possono essere delle beghe tra parenti e a quel punto bisognerebbe vedere se tramite appunto l'intervento di professionisti, che possono essere gli enti che vedono il recupero della casa come elemento prioritario, come possono essere sindacati dei proprietari o anche degli inquilini a seconda dei casi, se si può trovare un accordo per sbloccare la situazione. Fondamentalmente però il problema va risolto sempre con il dialogo, mettendo tutti gli attori insieme, perché magari l'idea buona può venire a uno piuttosto che a un altro, capire il singolo caso perché è fermo e capire come sbloccarlo, perché le possibilità sono enormi, proprio come cose già costruite, però sono anche tanti problemi e tutti quanti diversi. Ma io sento sempre la solita frase che mi dà anche proprio noia: non è abitabile, non ha l'abitabilità. Ma allora la mia domanda, ma cosa vuol dire? Me lo fai vedere che vediamo? Non si guarda, si dice solo che non è abitabile, invece non è quello.
problema è che non lo vogliono affittare, oppure come dice lei ci sono delle ristrutturazioni da fare, non sono in grado di farle, perciò non è che si preoccupano di vedere se c'è la possibilità tramite altre necessità di persone che magari potrebbero anche rimetterlo in ordine. In Francia fanno così, con dei prezzi molto modici, danno questi appartamenti da affittare a persone che lo mettono a posto e perciò poi l'affitto viene di... Ma perché noi non copiamo mai le cose buone? Dobbiamo sempre copiare quelle sbagliate. Cosa ne pensa Boni? Dare la possibilità anche a queste persone di aiutare il proprietario facendo dei lavori da soli, perciò i lavori se li fanno, però nel momento ti metto a posto e tu mi dai un affitto agevolato. Prego. Peraltro esiste questa tipologia, che è una parola talmente desueta che non la conosco nessuno, che è l'enfiteusi, diciamo, è una cosa molto complicata. Lo dica bene perché... È enfiteusi, però sì, è difficile, ma non importa. È una, come dire, è una pratica che peraltro è molto complicata. Io l'ho vista fare per qualche immobile in zona turistica, ok, dove in cosa consiste? Tu fai un contratto col proprietario dove tu per 10, 15, non dipende quanti anni, utilizzerai l'immobile, nel frattempo appunto ristrutturi le tue esigenze e poi finito il contratto l'immobile rimane al proprietario. Avete capito? Guardate che è importante questa cosa. Se ne parla troppo poco, è una cosa che non conoscono in molti, purtroppo, ok, e che comunque capisco anche che non sia semplicissima da attuare, perché comunque devi avere tutti e due, se uno ha la volontà di lasciare l'immobile, l'altro di avere anche i soldi per ristrutturare una cosa di un altro, seppur la utilizzi per diverso tempo, non è se io sono capace di fare questi lavori, perché magari col mio lavoro mi occupo magari di edilizia, potrei mettermela a posto io senza tirar fuori soldini, ma nel momento riesco ad avere un appartamento che non rimane mio, anche se lo metto a posto, ma è sempre del proprietario. Nel momento che scade il contratto lo lascio. Io non la vedo una cosa proprio assurda. Presidente Marcon, cosa ne pensa? Che in realtà io avrei un sacco di inquilini che dicono: ma se io avessi le sicurezze che rimango dentro, per me non è un problema fare i lavori. Il problema, che tra l'altro è anche il sistema che però in maniera non ufficiale si faceva anche in anni addietro, gente che prendeva in affitto la casa, spesso faceva anche delle ristrutturazioni straordinarie, perché era abbastanza tranquillo che per quanto ci fosse scritto 4+4, comunque a meno che non succedesse proprio qualcosa di strano, rimaneva in quella casa. Quindi io ho sentito spesso degli inquilini che sono arrivati: oddio, ho ricevuto la lettera di disdetta, sono dentro da 30 anni, ma io perché l'ho ricevuto? Ho fatto anche tutti quanti i lavori, cosa è successo? Adesso ci sarebbero comunque anche, fra virgolette, delle giovani locazioni che potrebbero avere la stessa idea della serie, ma anche se c'è qualcosa da sistemare eventualmente posso farlo io, però se dopo 5 anni mi scade il contratto e tutto il lavoro che ho fatto viene ritenuto dal proprietario senza che mi venga riconosciuto niente, ovviamente io seguo alla lettera la legge e dico: scusa, la casa in ordine e la ristrutturazione me la devi fare tu, perché giustamente io non faccio un investimento su una casa che utilizzo 5 anni, faccio una casa su cui mi aspetto che comunque ho delle durate lunghe. E certo, perché facendo dei lavori giustamente ho la possibilità di tirare un po' più a lungo questo contratto, visto che me la metto anche a posto. Ma perché questo buon senso viene usato? Cioè c'è sempre paura, come dice lei, è difficile, è complicato, però se si siede attorno a un tavolo, si vede anche a ambo le parti le idee che hanno e cosa vogliono e cosa fanno, forse si può trovare anche una soluzione, perché così non si può andare avanti, a mio avviso, perché prima o dopo questo tappo esplode e quando esplode non ce ne sarà per nessuno, perché esploderà questo tappo, non c'è niente da fare. Prego Boni. No, ribadisco, ritorno nel concetto, bisogna informare la gente, perché in realtà probabilmente molti si fermano a un pregiudizio e sono disinformati, probabilmente anche un po' invogliarli. In realtà il mercato degli affitti, anche parliamo di Treviso ad esempio, un appartamento medio piccolo che metti in locazione ti dà un lordo oltre al 6,5%, per i più piccoli verso quasi il 7%, quindi insomma non è proprio male. Adesso poi con diciamo i nuovi contratti a canone concordato, dove la tassazione è al 10% in cedolare secca, quindi non ti fanno neanche cumulo con il resto dei redditi, ovviamente
ti rimane in tasca una bella cifra. Quindi questi immobili fermi, se tu li utilizzassi, ti darebbero una rendita che da altre parti quei soldini bloccati, immobilizzati lì, non ti danno. Perché il nostro problema è che non ci informiamo, cioè noi diciamo no senza sapere che quel no può diventare sì, può essere anche a vantaggio nostro. Ho detto no perché no, non ne voglio sapere chi è che viene dentro, tanto è vero che anche si acquistano pochi appartamenti, non è che ci sia tutto questo, prima per le tasse, perché veramente ci sono delle tasse che sono veramente importanti, e secondo perché appunto c'è questa paura di questa tassazione e chi metto dentro e se dopo non mi paga più, perché questo è il leitmotiv che si sente. Mi dica gli affitti che ci sono degli appartamenti Burnica, ad esempio nel centro storico e prima periferia. Allora, un appartamento mettiamo medio, medio. Allora, questa diciamo, tipologia di mentalità sta portando poi a un'altra conseguenza, e cioè che il cliente investitore comunque cerca di offrire un prodotto che sia diciamo per un cliente medio-alto, quindi proprio acquistano o ristrutturano e arredano anche in una modalità molto, diciamo, non dico di lusso ma quasi, per poter richiedere un canone superiore, perché la tendenza è dire, se uno può permettersi un canone più alto probabilmente sarà una persona che ha più garanzie, ok? Quindi è un meccanismo che un po' poi diventa un po' malsano da questo punto di vista. E su Treviso Centro e prima periferia, ma non solo, perché comunque noi stiamo notando che i canoni stanno andando sempre su. Purtroppo questo è un effetto del mercato, perché non c'è offerta. Ci dica i prezzi, perché sono curiosa. No, un appartamentino, un mini appartamento a Treviso Centro ormai sfiora i 1.000 euro di canone mensile. E prima periferia? Prima periferia arrivi sui 7,50. Appunto non è che ci sia questa grande ma io ripeto, anche ormai a 10-15 km dal centro di Treviso, sotto i 600-650 euro fai fatica a trovare. Un bilocale arredato, ad esempio, nei dintorni di Treviso, cosa costa? Arredato si può arrivare a chiedere anche qualcosina più, magari 100-150 euro in più, quindi anche a 800 euro un bilocale arredato. Sì, poi sempre dipende dalle caratteristiche, certo, perché però, se è una palazzina adattata con magari molte spese condominiali, perché c'è un centralizzato, appartamento con caratteristiche magari vetuste. Però vediamo che l'idea è quella di offrire un immobile a posto, magari un po' ristrutturato, con degli arredamenti moderni, e lì appena l'occhio vede qualcosa di carino le cifre possono aumentare. Allora noi ringraziamo tantissimo Christian Bornik che ci ha un po' spiegato le regole del mercato e le leggi del mercato, sperando che le cose cambiano in meglio, ma con le cifre che abbiamo sentito, con gli stipendi e le pensioni che ci sono in giro. Ciao, grazie Bornik, che rimane ancora qui con noi. Deborah Marcon, pubblicità. Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, Santa Maria di Campagna e Sant'Anastasio, che farà compagnia a Deborah Marcon, segretario provinciale Sunia, dove abbiamo spiegato le difficoltà non solo per le famiglie ma anche per i giovani di trovare un appartamento anche in affitto per redditi bassi, single, fasce deboli, affitti non sostenibili. Treviso costa troppo e Cessalto, Don Gazzelli, come siamo messi? 600 euro anche lì costa troppo. Ecco, ma cosa si potrebbe fare per aiutare queste realtà che sono quelle che dobbiamo salvaguardare, che sono le famiglie, che sono le giovani coppie, che sono gli studenti, i giovani, prego. Allora, la realtà è complessa, però di fronte a una realtà complessa faccio l'esempio, noi parroci siamo sempre meno, ci vengono affidati, noi siamo non più parroco di una parrocchia, ma parroco dell'unità pastorale, quindi sei parroco di tutto il comune, comprendi anche le periferie, quindi vanno dalle 4 alle 5 parrocchie. Quindi per questo motivo il sacerdote non è più come una volta che può fare un progetto e gestirlo io in prima persona, però le parrocchie avrebbero ancora le risorse del volontariato, quindi se c'è la risorsa del volontariato della parrocchia,
parrocchia, perché a un comune dare dei servizi, non so, il falcio dell'erba fatto dal comune costa 30.000 euro tagliare l'erba una volta. Così. La parrocchia ha una sua assicurazione e col volontariato tu arrivi. Ecco, quindi con la risorsa del volontariato però bisognerebbe avere la rete dove che anche le amministrazioni cominciano a investire negli anziani. Nel 2050 avremo solo vecchi. Allora dobbiamo fare dei progetti comuni. No, calma Don Gazzelli, diversamente giovani. Diversamente giovani. No, calma Don Gazzelli, diversamente giovani saremo. Oh, esatto, io li chiamo i giovani di un tempo. Perfetto. Ecco, avremo solo giovani di un tempo, per cui bisogna avere il coraggio oggi di fare un progetto dove ci sono anche delle ristrutturazioni dove l'anziano vive in comunità, non so, al piano terra c'è il centro diurno e di sopra gli alloggi. Ecco, attualmente avremo delle strutture per intervenire questo, però se non mettiamo in circolo le risorse, perché io posso anche buttare là 300.000 euro come parrocchia, ma se poi non c'è un progetto, chi mi gestisce la struttura? Lei aveva fatto una struttura, vero? Ne parlavamo prima. Allora ci racconti Don Gazzelli, perché allora, siamo rimasti ancora in tempi indietro. Noi abbiamo un ex albergo adiacente alla parrocchia, però davanti a un grande spazio di autonomia, che qui non va a entrare, e anche di riservatezza totale. Col nostro oratorio, così, è tutto autonomo. Noi l'abbiamo acquistato e quindi stiamo già pagando, abbiamo fatto un mutuo, che abbiamo trovato un sistema, grazie alla generosità di alcuni parrocchiani, che si paga da sé questo, fino al 2032. C'è un mutuo che va avanti. E che viene pagato. Che viene pagato. E a sti anni è un miracolo fare una roba del genere. Un mutuo da 20 anni, sì. In più abbiamo già impiegato lì 80.000 euro del piano terra, dove il piano terra è stato sventrato e poi ci siamo fermati, è arrivato il Covid, stiamo facendo cassa, perché il piano terra sarebbe il progetto di fare centro diurno, quindi spazi comunitari, la comunità si incontra così. Di sopra potrebbero saltare fuori 8 alloggi, ma 8 previsti, che se l'anziano peggiora puoi attrezzare la camera, eccetera. C'è il suo sopraelevatore, a un piano così, e in più è una struttura che non è vincolata dalla sovrintendenza. Perciò non ci sono problemi. Quello che noi facciamo, se no non l'avremmo comprato. Esatto. A tutt'oggi, sono sincero, accusate, adesso vi lancio una provocazione, accusate la Chiesa e i preti che non fanno niente. Io ho messo a disposizione tutte queste risorse, però giustamente io sono moderatore di 8 parrocchie dove sono io. Da solo con 8 parrocchie non è che io posso illudere i miei parrocchiani. Allora, se non c'è qualcuno che mi aiuta a gestirlo e i servizi sociali e anche l'amministrazione comunale non mettono dei fondi, anche se tu Mirella mi fai la donazione di 300.000 euro, non li voglio, perché poi io li impiego e e la struttura rimane chiusa. Esatto. Con camere pronte, eccetera. Ecco perché dobbiamo veramente mettersi in gioco tutti. Attualmente è in gioco solo la parrocchia, questo non va bene. Però si parlava prima, e qui voglio che intervenga Deborah Marcon, anche la possibilità di questi ATER gestiti assieme alla Curia. Visto che adesso la Curia si occupa anche di energie alternative, di fare comunità per un risparmio, esatto. Non sarebbe male che anche l'ATER, visto i nodi che ci sono, i problemi, come spiegava molto bene Don Gazzelli, non sarebbe male fare questa unione, visto che abbiamo anche un vescovo molto aperto, molto disponibile. Cosa ne pensa Deborah? Secondo me è fondamentale, come si diceva anche prima, mettere tutti gli attori, tutti quelli che hanno competenze, idee, tutti quanti davanti allo stesso tavolo, in maniera tale da parlarsi. Io parrocchia cosa posso mettere in campo? Io comune cosa posso mettere in campo? Io ATER ho delle disponibilità per intervenire? Io sindacato che informazioni posso dare? Io come agente immobiliare cosa ho in mano, come sindacato proprietari, cosa posso fare, e tutti quanti insieme mettersi d'accordo, parlare e dire ognuno eventualmente come può contribuire al progetto. Come che ha detto giustamente Don Gazzelli, per pagare il mutuo siamo riusciti a coinvolgere, il mutuo si paga da sé e io sono a posto, ma non basta, prego. Sì, perché comunque ci sono ovviamente le spese di gestione, ci sono alcune problematiche che immagino esano completamente delle competenze della parrocchia, ma non è detto che qualcun altro non le abbia, non è detto che qualcun altro non abbia la possibilità di intervenire, anche perché per esempio per alcune questioni di mia competenza so che il problema è la mancanza di una legge specifica che autorizzi. Nel momento in cui siamo tutti quanti d'accordo a fare una cordata per andare dalla regione a dire scusa, noi avremo
bisogno che tu ci sblocchi una legge di questo tipo. Famoso piano casa? Per esempio, darci la possibilità di sbloccare questa situazione in maniera tale che possiamo andare avanti con i progetti che abbiamo. Un conto è ci va il Sunia, un conto è ci va la parrocchia, un conto è ci va una minima parte di comuni, un conto ci andiamo tutti quanti insieme a chiedere una legge, a chiedere un aiuto, a chiedere qualcosa. Però è un impegno che dobbiamo prenderci tutti quanti insieme, perché se continuiamo ad andare per come cani sciolti non si va da nessuna parte. Anche perché era il problema che dicevamo prima sulla mancanza di informazioni. Certo. Nel momento in cui io creo un nucleo che si informa tra di loro e poi ripetono le informazioni e le diffondono anche agli altri in maniera capillare, io creo anche una competenza, creo delle informazioni, creo fiducia, creo tutta una serie di possibilità che prima non avevo. Allora sentiamo prima Gianfranco Valeri, perché deve salutare assolutamente Don Gazelli. Prego Gianfranco. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno Don Mauro. Ecco, signora Mirella, approfitto della sua trasmissione per portare la mia testimonianza che noi a Tessalto abbiamo un gran parroco. Ecco, se mancasse lui a Tessalto, non so, già ha fatto una brutta fine, non so cosa. Cioè, immagini che Don Mauro ha l'asilo parrocchiale, lì ci sono musulmani, ortodossi, cattolici, c'è di tutto. Abbiamo l'oratorio che è sempre aperto, e lì ci sono musulmani, ortodossi, cattolici e tutto. Quando andiamo a prendere il caffè al bar, io sono un ex vigile e lui è il parroco, ci salutano tutti e praticamente c'è un'integrazione a Tessalto spaventosa. Praticamente abbiamo questo grande parroco che ha dato questo impulso a questo paese. Ecco, per quanto riguarda le opere, se lo seguissero vedrà Mirella che anche Tessalto praticamente, non so, non avrei parole per dimostrare cosa ha fatto questo parroco e cosa sta facendo. Ecco, grazie Don Mauro, grazie di cuore e buon lavoro e buona giornata. Bellissima, grazie Gianfranco. Io direi un'integrazione non spaventosa ma bellissima, importante, perché veramente fa capire quanto nel pezzo c'è Don Mauro e quanto si sta spendendo. Prego Don Mauro. Quello che facevi presente è vero, cioè tra l'altro io parlo adesso di una struttura collocata in una piazza, perché capisco anch'io, bisogna fare anche una scelta territoriale. A volte sono nate delle comunità per persone fragili, isolate, mentre l'autonomia, io ho presente anche degli appartamenti negli anni dove il clima era migliore di adesso, negli anni lì nel 2000, progetti per appartamenti per persone con handicap, disabilità eccetera, fatti questi appartamenti proprio dove vicino al comune, nella piazza del paese, dove le persone non hanno barriere architettoniche, possono circolare e anche avere un po' di vita sociale, un bar eccetera. Quello che citavo io, e adesso anche il signor Franco Valeri che ringrazio, parliamo in un contesto di piazzetta, dove tu lì puoi andarti a prendere il giornale in autonomia, puoi trovare i tuoi amici al bar, quindi c'è anche un minimo di dimensione sociale, perché a volte devo stare attenti. Io ho visto dei progetti troppo isolati. Pensare anche allora a vi racconto, molti telespettatori se lo ricorderanno, mi ho raccontato anni fa cosa era successo, che a Silea, dico anche il paese, vado in cimitero e all'improvviso vedo, forse non mi ero accorta prima, non lo so, è comparso un cartello proprio davanti all'ingresso del cimitero, casa per anziani. Cioè mi sono talmente indignata, ecco, meno male, Presidente. Allora sono andata dall'amministratore e gli ho detto: ma secondo voi è normale questo cartello con la freccia dritta? Perché più avanti c'era una residenza per anziani davanti all'ingresso del cimitero. Ma c'è un po' di buon senso. Ma vi rendete conto? Il buon senso. Sono riuscita a farlo togliere e essere spostato da un'altra parte, ma io dico rispetto anche per queste figure. Ecco, nel momento che tu fai mettere questo cartello che non è privato, è pubblico, ecco, ci sarà pure un qualcuno che decide dove metterlo e come metterlo. Me lo metti davanti all'ingresso del cimitero? Ma Don Gazelli, ma le sembra che il buon senso e il rispetto per queste figure meravigliose? A me hanno insegnato che tecnicamente sono tutti bravi,
poi nella pratica capita questo. Però c'era il silenzio assoluto perché ho protestato solo io, Immagino. qui mi novò combattere, il famoso mi novò combattere, e invece non era giusto quel cartello ed è stato spostato, come potete vedere, scriva a Siler, finalmente anni fa sto parlando, però era successo anche questo, per far capire invece l'importanza della disabilità, della fragilità. Presidente, queste case come questa coppia che sta cercando dopo un grave incidente automobilistico che non trova casa, anche pagando l'affitto, non è possibile. E poi vediamo questi appartamenti venduti dell'Ater a persone che potevano veramente acquistarne un altro da un'altra parte e lasciare queste case per emergenza, perché le abbiamo pagate noi col Sonia queste case sono anche nostre, siamo anche noi i proprietari. Prego. Sì, infatti secondo me è stato un grande problema quando hanno eliminato la Gescal. Gescal, famoso, perché era l'unico modo per... Che pagavamo tutti, il busta paga era dentro. Esatto, però anche forse c'era una coscienza maggiore sul fatto che quelle case fossero proprietà di tutti, perché tutti quanti le pagavano e quindi sapeva che adesso ha bisogno il figlio di X, domani avrò bisogno io perché non riesco più a mantenermi nel mercato. Al momento c'è la mia emergenza, ma dopo ce ne sarà un'altra nel momento che passa la mia. E invece ognuno ormai tende a focalizzarsi soltanto sul proprio, e anche queste vendite di patrimonio pubblico, tra l'altro non sempre fanno bene neanche alla persona che le compra, perché nel momento in cui diventano proprietari magari non sapevano quali erano i compiti del proprietario e quindi si trovano da un giorno all'altro a dover far fronte a delle spese che non sapevano di dove sostenere, oppure effettivamente la persona che l'aveva comprata, che c'era sempre vissuta, a un certo punto decede, gli eredi si trovano a non sapere cosa fare dell'appartamento e nemmeno come gestirlo, perché sono quasi tutti in condomini molto vecchi. Ma mi scusi una domanda, Presidente Marcon, ma visto che le case le abbiamo pagate noi, erano anche nostre da Gesca, non eravamo anche noi proprietari che dovevamo decidere se metterle in vendita o no? Perché sono anche soldi nostri, sono state pagate da noi? Però c'è stata una legge nazionale che ha consentito a chi voleva e aveva proprietà di poter eventualmente dismettere il patrimonio pubblico, e chi è stato votato aveva il mandato popolare e anche chi era in Parlamento e l'ha approvato lo aveva. L'hanno approvato apposta, hanno fatto una legge che ci scavalcava, anche se eravamo anche noi proprietari, perché sono state pagate con le tasse del Gesca che erano nella busta paga. Il problema è che chi va in Parlamento ha mandato popolare, che io vada a votare o no. Quindi bisogna... Però lo trovo di una scorrettezza, visto l'emergenza che abbiamo, che mai avremmo immaginato, questo grande ex ricco nord-est che ha bisogno di banchi alimentari, ne sa qualcosa Don Gazzelli, per aiutare le famiglie, per fortuna che mangiano e si vestono, però, dico io, però non basta, perché non ce la fanno neppure arrivare la prima settimana, nonostante 2 stipendi, perché stiamo parlando di famiglie con figli che crescono, che vanno a scuola. Prego, a breve è già pronta, ho piantato nel parco letterario, che consegno questo libretto a lei e al Presidente. Sempre Don Gazzelli arriva con qualcosa, i regali della mammina che saluto, ecco, che è una ricamatrice fantastica. È un parco letterario attorno alla chiesa, all'oratorio, 70 quintali di rocce d'Asiago, con dei messaggi, delle frasi, non solo di santi, parola di Dio, ma anche pensatori, eccetera. All'interno di questo parco abbiamo collocato, il giorno di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa, abbiamo messo una pianta quasi centenaria, un morer delle anime, questo gelso, perché nella Villa Cristofoletti, che vedete qui in copertina, con la bachicoltura, i nobili Cristofoletti, perché questo un tempo non era canonica, ecco, coi soldi che erano poveri, delle foglie di allevamento della bachicoltura, ordinavano le messe per le anime, la salvezza delle anime. C'è salto, pensate un po', dal 50 al 53 vanno a emigrare 3.000 persone documentate all'estero. Quindi un paesetto di 6.000 si riduce a 3.000 persone. Fino al 63
avevamo ancora immigrati che partivano, per dire che povertà assoluta avevamo. Questa pianta la inaugureremo. Scusa, povertà, miseria? Miseria. Che è diversa. Miseria. Che adesso c'è povertà, prima una volta c'era Questa miseria noi l'8 giugno faccio le messe per le vittime della strada, così, e andremo a inaugurare, perché c'è anche una targa, è spiegato quello che ho detto adesso. Per dire che cosa sta cosa qua, uno dice cosa c'entra. C'entra che noi abbiamo perso l'uso della ragione, perché noi 60 anni fa, posso dirlo, eravamo anche noi morti di fame. Sì. Adesso mi domando, stiamo attenti che non torniamo indietro nella povertà, perché quindi se noi adesso abbiamo quello che abbiamo, dei risparmi eccetera, però facciamo tesoro e stiamo anche più umili, perché ripeto, da adesso in poi tutti siamo preoccupati di quello che succede e quindi non possiamo giudicare, le persone deboli o fragili, perché anche noi lo siamo stati. Allora andiamo a vedere, anche visto che abbiamo parlato di incidenti stradali, cosa che sta molto a cuore a Don Gazelli, ma non solo, a tutti noi, ecco, questi incidenti mortali. Andiamo a vedere questo Cessalto A4, questa autostrada che non finisce mai, è il tratto maledetto, non si riesce a capire cosa succede. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo con Don Gazelli. È una scena infernale quella che si sono trovati davanti i soccorritori ancora una volta sul tratto maledetto della 4 tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nell'impatto potentissimo tra 5 tir è volata via anche la cabina di uno dei mezzi. Un autista è morto, 2 i feriti, uno di questi particolarmente grave. L'impatto poco dopo le 17, sul posto l'elicottero del SUEM 118 di Treviso Emergenza, la polizia stradale, i vigili del fuoco con il personale di Autostrade Alto Adriatico. Un tardo pomeriggio di tragedia e caos, come racconta anche il sindaco di Cessalto subito accorso. Adesso praticamente sono arrivati i soccorsi, stanno cercando di mettere in sicurezza i veicoli, perché sono più veicoli interessati e comunque l'autostrada è pressoché bloccata. E continuiamo a piangere vittime nel nostro territorio. La concessionaria autostradale, per consentire l'arrivo dei soccorsi ed evitare ulteriori incolonnamenti, ha chiuso momentaneamente gli ingressi agli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. In mattinata un altro incidente in questo tratto a 2 corsie di marcia aveva paralizzato la viabilità. La misura è colma, dice il primo cittadino. Quando succede un incidente, ed oggi è il secondo, ripeto, siamo in queste situazioni. In più poi c'è il riversamento del traffico nelle strade comunali, provinciali, che comunque sono completamente inadatte, non avendo risorse nemmeno per andare a rattoppare i buchi sulle strade. Credo che questa sia una situazione estremamente difficile. Domani scriverò nuovamente a tutti gli enti, scriverò anche al prefetto, nella speranza che qualcuno mi dia risorse per migliorare la situazione. Allora, Don Gazelli, abbiamo visto questa terza corsia infernale, ma vi sembra possibile che in Italia una terza corsia deve durare 30 anni per finirla? Allora, il nostro paese, 4.000 abitanti, Cessalto, è diviso da 5 cavalcavia, 5 in un paese, no? Quindi ho mezzo paese di qua, mezzo paese di là. Devono partire i lavori a gennaio di quest'anno. Tanto io non sono il sindaco, sono il parroco, posso dire quello che voglio. No, la verità no. Dai confessionali arriva la verità. Hanno già espropriato la terra, però a Cessalto i cavalcavie non sono ancora partiti. Mi hanno detto che devono completare nel 2028 e poi ci sarà la terza corsia. Quindi non illudetevi che penso che nel 2030 la staremo ancora aspettando. Faremo come l'autonomia allora, Don Gazelli. Poi un'altra cosa che vedo che in Italia nessuno ci ascolta. Io l'anno scorso, quando ho fatto la messa sulla A4 per le vittime della strada, c'erano più di 300 persone, ho dato a tutti le fotocopie, tra l'altro posso dire il nome del quotidiano, certo. Dell'Espresso, l'ho dato a tutti, dove dice scritto che la Germania e tutti questi soldi di fondi europei, tutti gli stati hanno investito nel potenziare la ferrovia, dove non tutte le ferrovie, ma facciamo un esempio, da noi, Milano,
entra alla Abbiamo le immagini della messa, Don Gazelli. ecco, e entra la ferrovia a Milano, quindi io i camion massimo li faccio fare 150-200 km. L'Italia è l'unica, quindi la terza corsia è un'ennesima stupidaggine, perché non basta. Cioè, nel 2030 sarà insufficiente, quindi perché non investiamo? Oggi investire nella ferrovia non ci fidiamo. Quindi le grosse città, la Germania, e sull'Espresso trovate quello che sto dicendo io, anche i dati, i numeri, tutte le nazioni hanno investito nelle merci ferroviarie, noi continuiamo a correre sulle ruote, altro che macchina elettrica. Il problema è cosa inquiniamo con questi camion, poi c'è le polveri sottili. Mi hanno detto che dal ciglio dell'autostrada al vigneto dei miei parrocchiani o l'orto, ecco, per non so quanti metri tu inquini ancora con la polvere sottile. Quindi non c'è solo i pneumatici, l'olio, il catramio dell'asfalto e poi il rumore. Siamo ormai assuefatti dai rumori. E quindi dico, noi questa cosa qui nessuno fa il dibattito su sta roba qua. Continuiamo a parlare della terza corsia, non serve a niente, soldi buttati via. E vediamo i prossimi che si schianteranno, avanti il prossimo. È così. Quello che però non si riesce a capire, Don Gazelli, che non è che non sappiano queste cose. Il problema è che stanno facendo tanti lavori costosissimi. Sì. Allora io dico, ma perché non ne fai uno e finisci quello? C'è da completare la pedemontana, finiamo la pedemontana e chiudiamo la pedemontana. Invece si apre la pedemontana, la terza, la corsia, la quinta corsia, il ponte. Abbiamo dimenticato la parola progetto. Noi rincorriamo le emergenze perché dobbiamo dimostrare, i miei parrocchiani lo sanno, io non voglio i complimenti e non mi interessa, ognuno deve fare quello che deve fare. Invece oggi io devo fare questa opera perché devo portare a casa le adesioni del popolo. Quindi i voti, e devo fare la piramide per rendermi visibile. Io sono sincero, io ho potuto fare qualcosa a Cessalto perché 70 anni fa ci sono stati dei parroci che hanno iniziato un lavoro. E invece oggi non abbiamo l'umiltà di dire io posso fare qualcosa perché lei Presidente mi ha preparato la strada. E allora oggi c'è questa forma di individualismo. Un giovane di 23 anni a Cessalto mi ha insegnato questa cosa che vi insegno a memoria. So mi, fa so mi, so tutto mi. So mi, fa so mi, so tutto mi. Finché abbiamo personaggi che so mi, fa so mi, so tutto mi, abbiamo perso la progettualità. Quindi tanto quello che verrà dopo di me distruggerà tutto e quindi farà un altro progetto. Perché? Perché è di un altro partito, di un'altra bandiera e un altro colore. Ecco, è inutile che quindi non facciamo progettualità tra noi, no? La programmazione. La programmazione collettiva. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, scusa la voce, ma ho un po' di influenza. Così calde, temperature alte e basse, vai Nadia. Niente, volevo dire che hai detto il segnale della casa di riposo di Silea. C'è ancora? Sì, ma non là, l'avete spostato. No, là, ma l'hanno spostato, allora c'è il segnale casa di riposo e sotto cimitero. Sì, sì. Sì, l'hanno spostato. Comunque ho letto stamattina che anche il presidente della regione Liguria è agli arresti domiciliari per corruzione. Allora andiamo avanti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, rimettiti presto. Ecco, come vedete il cartello c'è stato spostato di poco, purtroppo Nadia ha spostato ma di poco. Comunque qualcuno speriamo che intervenga, che lo sposti definitivamente, visto che ci sono altre posizioni da mettere. Quello che preoccupa però è il Presidente Marcon, che il popolo non ha risposte, cioè il popolo viene strumentalizzato nel momento che ci sono le elezioni, tutti fanno tutto. Adesso io sono rimasta sconvolta dall'attenzione alla disabilità, che io odio sta parola ma la devo dire. Allora tutti hanno bisogno, adesso si fanno vedere con le fragilità, perché in questo momento è importante, pagano anche pur di riuscire ad avere queste fragilità ed essere ascoltati. E io lo trovo di uno squallore, Don Gazelli, questa storia, di uno squallore. È umiliante. Anche lei, Don Gazelli? È umiliante. Sentiamo cosa dice anche la Presidente Marcon. Cioè arrivare a questo punto pur di avere l'attenzione.
Più che altro, secondo me, il problema è che ci si focalizza sulle categorie. Nel senso, se io faccio una casa fatta bene, mi va bene per la famiglia, mi va bene per la persona con disabilità, mi va bene per l'anziano, mi va bene per qualsiasi altra persona. Quindi non è che devo fare, ma anche se faccio delle politiche a favore per incentivare e tutelare la persona, automaticamente mi va bene per tutti. Per la comunità. Perché i disabili sono persone. Esatto. Tra l'altro, un conto è la persona che ha il problema e ti viene a dire io ho bisogno di questo. Un conto è chi non se n'è mai interessato prima, che dice do questa cosa a quella persona perché ne ha bisogno. Noi abbiamo visto molto spesso con persone che appunto erano diventate disabili e quindi avevano bisogno di ristrutturazioni particolari nell'abitazione, che magari erano state proposte, anche perché erano le risposte standard che venivano date come ristrutturazione, che però la persona che veniva da noi diceva sì, ok, grazie, ma è da 5 anni che sto dicendo quello che per me è fondamentale, per esempio, è il pavimento, perché non riesco a fare presa. Quindi benissimo tutte le altre ristrutturazioni perché servivano, eccetera, eccetera, sarebbero andate bene a chiunque, però quella persona stava dicendo e non veniva ascoltata che aveva bisogno di quella ristrutturazione particolare. Tra l'altro, sempre in case popolari ci sono quasi ovunque le vasche. Sì. All'epoca andava di moda, non so perché, mettere vasche dappertutto. Ora io ho gli anziani che mi chiedono le docce, ho i disabili che mi chiedono le docce, ma ho anche le persone, non so, di mezza età che mi chiedono le docce, anche i giovani che mi chiedono le docce perché hanno tutta quanta una serie. È cambiato anche il modo, diciamo, ma anche il consumo dell'acqua, quella vasca consumava di più. Esatto. Quindi nel momento in cui io faccio una ristrutturazione che mi va bene per tutti, mi va bene effettivamente per tutti quanti, non è che devo pensare nello specifico quella per categoria. quella persona che ha quel problema in quel momento, ma per la comunità. Prego, Don Gazelli. Mi viene in mente una barzelletta, dura poco. Allora c'è un boy scout che deve raggiungere le specialità, è una patacchetta da mettere qua sulla camicia, un bollino, così, e allora deve fare una buona azione per avere il bollino della buona azione come scout. Allora vede una vecchietta sulla strada, la prende e l'aiuta a attraversare la strada, e tutto contento il boy scout, il lupetto, ha conquistato la sua medaglietta, la sua qualità, però la vecchietta gli fa: ma io non dovevo attraversare la strada. Ma lo scout ha fatto la sua buona azione. Mi sembra che noi a livello politico anche siamo uguali. Come dice lei, facciamo degli interventi che però bisognava farli in modo diverso. Senta, Don Gazelli, cos'è che la preoccupa di più, lei che ascolta queste famiglie, queste persone che sono al limite della resilienza? Allora, a me preoccupa anche in campo proprio religioso e cristiano, aggiungo alla tua domanda, no? Perché oggi uno accende una candela alla Madonna in chiesa, viene a parlare dal parroco, e voi pensate i bisogni sono tanti, no, il bisogno è uno solo, la solitudine. Quindi da me oggi uno viene in chiesa, da me c'è la chiesa sempre aperta, accende una candela, si confida con me, quindi io sono preoccupato che il problema in sé non è solo l'alloggio, la casa, in base alle condizioni di fragilità, eccetera, o l'anzianità, è che attraverso una struttura adeguata, ecco anche la vita comunitaria, ecco perché parlavo un centro diurno e poi degli alloggi, perché oggi la gente vive una profonda solitudine, si sentono soli. E per questa solitudine lancio una provocazione: non accusiamo che la gente ai pronti soccorsi è violenta. Io ho visto persone inadeguate agli sportelli, perché la persona che vive la solitudine spesso incontra il vigile del paese, incontra il parroco, va a uno sportello in posta o va anche al pronto soccorso e ti racconta la sua vita. Tu devi ascoltarla perché hai un ruolo pubblico. Sono d'accordo.
Attenzione, quindi secondo me chi svolge un servizio pubblico deve imparare a perdere tempo, e questo ve lo dice un parroco che domani ha un funerale, su una settimana posso avere 8 funerali, e anch'io a volte blocco tutto e ascolto. Ascolta parroco, anche qualche cresima, prego, qualche matrimonio, Sì, ecco, no, solo funerali, sì, per l'amor di ho Dio. appena fatto le prime comunioni. Meno male, Ecco, perché sennò veramente... Però anche lì col calo demografico, questi cosa saivemo? Però abbiamo anche tanti centenari, è stato vinto Sì, anche ho il visto, premio, 70, a sì, Padova, perciò abbiamo tanti Padova. centenari, perciò è importante anche dare il giusto Io l'ultimo valore. funerale che ho fatto... E dai che pare il funerale, no, la persona... Hai detto l'ultimo matrimonio, è la nuova vita eterna. Sì. E ho fatto 102 anni. Ecco, pensate, i centenari. Donna o uomo? Donna. Sapevo, io non l'ho detto chissà perché, ma noi... forse se i farmaci testati sugli uomini che noi prendiamo, che ci fanno diventare più forti. C'è un detto veneto che dice che voi donne nate malate e poi morite tutte vedove. Cosa dice? Viva la donna! Sentiamo la Presidente Marcon, perché veramente è anche giusto chiudere con un po' di allegria, anche se sono dei numeri che fanno ben capire l'importanza invece dell'ascolto alla persona, come ha spiegato molto bene lei, dove dovrebbe essere di rigore. Esatto. Questo ascolto, il buongiorno, Anche il se saluto, non è facile, non per esiste, carità, non però esiste più niente, non esiste più niente, vivono su altri mondi eppure sono pagati da noi perché sono enti pubblici e dovrebbero esserci delle regole da rispettare. Ecco, anche l'ente pubblico in questo momento, stiamo parlando dei servizi sociali dove lei si raffronta molto spesso, noi abbiamo delle situazioni che delle volte io dico ma chi è che l'ha messa qua questa? Ma chi è che c'è la competenza invece di situazioni delicate come può essere, ecco, questi assessorati sono molto molto delicati, questi uffici come ha detto che dovrebbero fare questo lavoro, ascoltare, perché sono pagati per questo, stiamo parlando di servizi sociali. Prego Deborah Marcon. Diciamo che per quanto riguarda i servizi sociali è abbastanza differente la situazione comune per comune, quindi io posso avere delle horror story in alcuni comuni e degli esempi davvero da premio Nobel in altri comuni. Quello che però ho riscontrato io è che molto spesso gli assistenti sociali, quelli più bravi, quelli che appunto si fermano, ascoltano, intervengono, eccetera, eccetera, sentono soli esattamente come le persone che magari vengono da loro sulla calma però Marcon, calma, io non devo essere fortunata ad avere quell'assistente sociale che è la persona che ha la sensibilità. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è il buongiorno e l'ascolto, perché tu sei pagato per questo. Non è che io devo per forza sperare che mi capiti la persona per bene, buona, che sappia ascoltare. O sbaglio, Don Gazzelli? È vero. Dovrebbe essere una regola, perché il lavoro comporta questo. Sei su un ente pubblico e sei su un ufficio. Essendo su un ente pubblico un ufficio, tu devi avere un grado di sopportabilità alto, se no devi cambiare lavoro, perché ogni mestiere ha i suoi, si dice, pro e contro, e tu è come chi mi lavora con i disabili, alla fine è anche una scelta di vita, perché non è facile, io capisco, quindi se tu devi avere anche un grado di sopportabilità, perché è impegnativo, certo, devi anche a volte sopportare, cioè, perché nessuno ha le ricette pronte, le soluzioni. No, il problema è che appunto il grado di sopportabilità non rientra nei concorsi pubblici, tra virgolette, quindi rientra nel rendersi conto della persona che magari ha vinto il concorso pubblico, che non è adatta a quel posto di lavoro, o nella fase di scrematura effettivamente si riconosce che una persona è più adatta piuttosto di un'altra. Però è anche difficile farlo e di sicuro non c'è una legge che impone, diciamo, come obbligo all'assistente sociale di avere quel grado di sopportabilità e che permetta a qualsiasi persona di intervenire. Però, se ci sono dei problemi, però è fondamentale segnalarli in maniera tale che siccome il sindaco è responsabile della salute dei cittadini ed è lui che sceglie gli assessori, a sua volta gli assessori scelgono ed entrano nei servizi sociali, se questo è il ruolo o altri uffici, è giusto che facciano il loro dovere, che è anche l'ascolto. Come ci saluta Don Gazzelli? Io vi saluto con una provocazione. Io ho della gente che mi dice vai avanti, bravo Mauro. Io sapete cosa gli rispondo? E tu?
cosa fai? C'è una canzone di Ernesto Olivero, Arsenale della Pace, Torino, che dice: se cambio anch'io, il mondo cambia. Secondo me dobbiamo cambiare e diventare tutti più responsabili, meno egoisti. Perché altrimenti se ognuno di noi non si mette in gioco, quindi se tu hai questa critica ma tu non fai niente, allora vieni con me e io ti trovo il posto. In parrocchia e nel mondo c'è posto per tutti, basta demos da fare, insomma. Ecco, io sto cercando di far capire invece l'importanza di dare il voto ai sedicenni. Io vorrei che i sedicenni votassero Don Gazelli, perché penso che siano abbastanza maturi per un voto come lo hanno per il patentino, visto che li mettiamo nella strada e li responsabilizziamo, e forse grazie anche a loro si potrebbe cambiare questo mondo che va all'incontrario di quello che vorrebbero anche loro, perché il futuro è anche loro. E lei sarebbe favorevole al voto ai sedicenni, Don Gazelli? Potrebbe diventare un modo per responsabilizzarli, renderli più anche attivi nel pensiero, nel coltivare anche, visto che siamo un paese di diversamente giovani, li coltiviamo anche per un futuro. Sentiamo anche Deborah Marcon se sarebbe d'accordo a dare il voto ai sedicenni. Secondo me non è un'idea sbagliata. Da sola potrebbe non essere sufficiente per dare l'impulso. Sicuramente può essere una parte di un progetto più grande, quello sì. Grazie ai miei ospiti, a Don Mauro Gazelli, parroco di Cessalto, Santa Maria di Campagna e Sant'Anastasio. Grazie anche a Deborah Marcon, segretario provinciale SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pollo con olive nere. Oltre alla pregiata produzione di olio, le olive erano impiegate dalle nostre nonne per calmare il senso di appetito. Oggi moltissimi italiani consumano olive e le considerano un alimento sfizioso, utile per la preparazione di cocktail, antipasti e pietanze varie. In Italia si coltivano numerose specie di olive, tra cui le olive nere e le più pregiate olive di Gaeta. Ingredienti per 4 persone: 4 pezzi di pollo, 70 grammi di olive nere, basilico, brodo, farina, olio extravergine d'oliva, carote, cipolla, sedano, sale e pepe. Preparate un tritato di carote, sedano e cipolla. Incidete il pollo con dei tagli profondi. Snocciolate e tagliuzzate 70 grammi di olive nere. Preparate con un dado un decilitro di brodo. Soffriggete in 2 cucchiai di olio il tritato di carote, sedano e cipolla. Intanto infarinate il pollo, condite con sale e pepe. Quando il soffritto sarà biondo, rosolate il pollo per 5-10 minuti, girandolo continuamente. Aggiungete buona parte del brodo. Coprite e cuocete per circa 15 minuti. Poi, senza coperchio, fate asciugare per 10 minuti. Aggiungete le olive tagliuzzate e il basilico e fate cuocere ancora per 5 minuti.
servite in piatto riscaldato. Piatto con poche calorie e gustosissimo. Buon appetito!